Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, bentornati in diretta anche per la giornata di oggi, giovedì 13 gennaio, per tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, della politica e dell'attualità. Alle 12:30 ci collegheremo con Marghera, con il presidente della regione Luca Zaia, per il punto stampa sul Covid, tamponi e vaccini. Gli argomenti ormai si sprecano, è una settimana difficile da tanti punti di vista per il Veneto, le fabbriche che si svuotano causa quarantena, i municipi stessi a rischio stop, storie che vi stiamo raccontando proprio in questi giorni con l'assalto continuo ai Covid point. Come sapete ormai il tracciamento è completamente in tilt, stiamo ricevendo numerosissime telefonate anche da parte vostra, quindi tutti i temi che il governatore sicuramente metterà in fila a partire dalle 12:30 dal punto stampa di Marghera. Zaia che questa mattina alle 10 era a Verona per l'inaugurazione del Motorbike Expo, 4 giorni di fiera per un settore importante e cruciale per il Veneto, quello dell'automotive, con il governatore che ha detto: mio padre è meccanico, un chirurgo di auto e di moto. Qui lo vediamo nella foto accanto a Sabrina Salerno, reduce da Ballando con le stelle, testimonial per l'appunto di questa fiera. Però appunto questa mattina il dilettevole, tra virgolette, ben sapendo che il settore è cruciale per la nostra economia, fra poco appunto tutti gli aggiornamenti sul fronte del Covid a partire dalle 12:30, ma la cronaca come sempre incombe. Ci portiamo a Thiene, in provincia di Vicenza, con la nostra Luisa Bertini, perché un garage è andato a fuoco e un'intera palazzina è stata evacuata. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come anticipavi siamo a Thiene, via Pedrazza è poco distante da noi, dove ieri sera intorno alle 21 è divampato un fuoco dal garage, dal vano garage, e quindi il fumo poi si è propagato in tutto il vano scale di questa palazzina di 2 piani, dove sono intervenuti i pompieri che sono arrivati da Schio e da Vicenza e hanno evacuato con la scala, insomma, le persone che erano all'interno. A loro è stato detto di rimanere nei poggioli, mentre ovviamente era in corso lo spegnimento delle fiamme. Il calore ha danneggiato tutte la parte sopra del solaio, sopra il garage, che è andato a fuoco. C'è stato un lieve ferito ad una mano, e sul posto è intervenuto anche il personale dell'Enel, che ha distaccato il condominio dalla rete elettrica. Quindi al momento, diciamo, i 9 residenti, le 9 persone che abitano qui hanno dovuto trovare altro alloggio per la notte, e una famiglia, diciamo, è stata, tra virgolette, presa in carico dal comune, nel senso che non avendo altro posto dove andare, ovviamente il comune li ha sistemati momentaneamente in hotel e provvederà anche ad una sistemazione per il prossimo mese, insomma nell'arco del tempo in cui procederanno i lavori. Oggi c'è stato un altro sopralluogo proprio per la verifica dell'agibilità o meno dello stabile, e noi abbiamo sentito il sindaco che appunto ci ha detto che prenderà in carico la situazione di questa famiglia. Ecco, quindi c'è una mobilitazione, c'è stata una mobilitazione di soccorsi ma anche di solidarietà. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina da Thiene. Grazie davvero, buon lavoro. Tutti gli aggiornamenti nel corso dell'edizione regionale dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Fra poco tra l'altro ci collegheremo con Treviso per un'importante operazione dei Carabinieri che è in corso di presentazione presso la Procura della Repubblica. Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto sono sul posto, ma ci collegheremo prima di andare a Marghera. Adesso è pronta, la vedo. Buongiorno a Valentina Visentin da Padova. Buongiorno Valentina.
Tutte le notizie, la cronaca dalla città, in primo piano la visita del sindaco Sergio Giordani a Papa Francesco, avvenuta ieri durante l'udienza del mercoledì. Il sindaco di Padova è stato ricevuto insieme alla moglie Lucia da Papa Francesco. Ecco le immagini, si vede Giordani visibilmente emozionato, ha detto è stato un grande onore. Giordani che ha portato in dono un libro su Giotto e la Cappella degli Scrovegni, perché per noi è un luogo simbolo non solo di arte ma anche di religiosità. Giordani ha rinnovato a Papa Francesco l'invito a Padova, città che il pontefice avrebbe dovuto visitare nel giugno del 2020, poi come ben sappiamo la pandemia ha stravolto i piani di tutti quanti e quindi il pontefice ha rimandato questa quanto prima in città, visto che è molto legato alla Basilica di Sant'Antonio, ma ha anche espresso più volte la volontà di visitare i detenuti del carcere Due Palazzi, di cui è cappellano Don Marco Pozza, suo sacerdote, suo grande amico, con cui hanno scritto anche un libro assieme. Ecco appunto tutte le immagini di Sergio Giordani con la moglie Lucia, salutati da Papa Francesco. Ecco Valentina, in attesa di Papa Francesco, e sarebbe una bella notizia per Padova e tutto il Veneto, restano però le preoccupazioni del momento, della contingenza su tutte. La manifestazione Novax No Pass preannunciata per sabato prossimo in piazzetta Sartori a Padova. Com'è il clima? Anche perché in queste ore si stanno susseguendo delle notizie tutt'altro che confortanti. Esattamente, dopo lo stop natalizio delle manifestazioni i No Pass hanno espresso la volontà di tornare appunto in piazza. Il questore ha già specificato che autorizzerà solo una manifestazione statica con rigorosa verifica del rispetto dell'utilizzo delle mascherine da parte di tutti i partecipanti. La location ancora una volta dovrebbe essere piazzetta Sartori, quindi un po' decentrata dal centro storico padovano. Si è discusso ieri durante il COSP, cioè il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura, e il prefetto ha disposto anche il potenziamento dei controlli sui mezzi pubblici, dove saliranno anche le forze dell'ordine per verificare appunto il controllo del Green Pass e del Super Green Pass nei mezzi pubblici alla luce delle nuove disposizioni. Ma il clima è teso in città anche alla luce di quello che si legge nella chat del Movimento Veneto No Green Pass, che proprio nelle scorse ore, ieri, ha pubblicato un lungo messaggio dettagliato con delle istruzioni per rallentare e ostacolare, quindi boicottare il lavoro dei centri vaccinali. Abbiamo visto in questi giorni insomma l'aumento delle prime dosi, di tante persone che si stanno recando a vaccinarsi. Ebbene, i No Green Pass, i No Vax, vogliono andare anche loro all'interno dei centri vaccinali, prenotando una vaccinazione, mostrando documentazione, evitando di firmare, quindi insomma presentandosi per rallentare il lavoro. È già accaduto, e tant'è che a Padova sono intervenuti anche i carabinieri, sembra allertati dagli stessi No Pass, ma per loro si profilerebbe l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, e quindi insomma la chiamata ai carabinieri sarebbe un po' un boomerang che si ritorce contro agli stessi Novax che si presentano per boicottare e rallentare i centri vaccinali, che hanno ripreso a lavorare a grande regime alla luce appunto dell'aumento delle prenotazioni, non solo delle prime dosi ma anche delle terze dosi. Ecco, questo Valentina, diciamolo chiaramente, perché in queste chat su Telegram si danno anche dei consigli tra virgolette legali, si rimanda a questo avvocato romano, ma in realtà rischiano grosso, cioè c'è questa accusa o comunque c'è questa ipotesi di interruzione di pubblico servizio, quindi non si scherza. Sì, si rimanda al sito di un avvocato romano, l'avvocato Alessandro Fusillo, e sono veramente dettagliate le indicazioni che si danno, facendo riferimento alle impegnative, ai dati dei medici di base, delle farmacie. Insomma c'è proprio un sistema dettagliato per ostacolare il lavoro dei medici vaccinatori, ma per i Novax si profila appunto l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio e quindi una denuncia. Valentina, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti dal fronte padovano, grazie quindi a Valentina Visentin, buon lavoro.
Anche qui tutti gli aggiornamenti da Padova questa sera a partire dalle 18:30 nel corso del nostro telegiornale regionale. E poi ci sono tutti i temi collegati all'economia. Ieri c'è stata una indagine, diciamo così, temporanea, una fotografia scattata dal sistema Confindustriale del Veneto, in particolare di Treviso e Padova. Di fatto un dipendente su 10 è a casa, si trova a casa in quarantena, in malattia, in permesso. Le forme sono tantissime. Partiamo proprio da questa analisi di Assindustria Veneto Centro e poi ne parliamo con Matteo Ribon della CNA del Veneto. Assindustria Veneto Centro. I lavoratori sono tornati nelle aziende dopo la pausa natalizia, non tutti però. Secondo una prima indagine di Assindustria Veneto Centro, nelle aziende di Padova e Treviso si è registrato un tasso di 9,4% di assenze dai posti di lavoro. Per contagio o quarantena risulta che un'azienda su 10 sia senza il 20% del personale. Il dato emerge da un'indagine rapida condotta dagli industriali l'11 e 12 gennaio su un campione di 628 imprese associate delle due province, per un totale di oltre 53.000 dipendenti. La prossima entrata in vigore del Super Green Pass e l'impennata dei contagi spingono il 75,8% degli imprenditori a dichiararsi d'accordo con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del settore privato e pubblico. Per il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, questa ripresa forte della pandemia è certamente un fattore di incertezza che si aggiunge agli altri ancora più impattanti e causa di tensioni per le imprese, come i prezzi alle stelle dell'energia e la carenza di materie prime. Dobbiamo evitare che la nuova ondata pandemica rischi di compromettere la ripresa economica e sociale, conclude. Materie prime, rincaro dell'energia, le incertezze del momento, le regole sulle quarantene. Ieri, per esempio, il presidente di Confcommercio, Belluno Paolo Doglioni, qui in diretta con la collega Bozza, ha parlato di cocktail velenoso. E rigiro la domanda a Matteo Ribon, che è segretario della CNA del Veneto degli Artigiani. Ribon, è davvero un cocktail velenoso quello che stanno bevendo le imprese del Veneto? Buongiorno a tutti. Speriamo non sia così velenoso, e questo è il messaggio che voglio lanciare, perché comunque sia abbiamo anche noi gli stessi problemi che hanno evidenziato in maniera corretta anche il comparto dell'industria e il comparto del commercio, perché siamo delle filiere, e questo l'abbiamo capito in più riprese in questa fase pandemica, cioè tutto il sistema è collegato, e quindi la situazione ad esempio delle malattie legate ai contagi o delle quarantene legate ai casi appunto di contatto con positivi è legato ad esempio anche al mondo della scuola, è legato al mondo dei sistemi familiari e dell'organizzazione. Tutto questo impatta sulle imprese e la loro modalità organizzativa. Se colleghiamo a questo alcune questioni strutturali che sono emerse in maniera più forte in questo periodo, per cui il tema delle materie prime e il tema dell'energia, che comunque sono contingenti ma sono legate a un tema più ampio di politica industriale e dipendenza del nostro paese da alcuni sistemi che si sono consolidati nel tempo, per cui noi siamo in qualche maniera in secondo piano rispetto al controllo delle dinamiche della fornitura a livello internazionale. Tutto questo non ci deve però colpire più di tanto, perché in qualche maniera possiamo anche tentare di muovere alcune azioni a livello interno. La prima cosa che dobbiamo fare, e questa è la grande richiesta che facciamo, è fare un po' di chiarezza
rispetto a tutto questo sistema di accavallamenti normativi, per cui anche l'ultimo decreto in qualche maniera, fino a che non vediamo una serie di delucidazioni operative, sta creando un po' di confusione. Sappiamo benissimo che la quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino è in qualche maniera mutata in ambito di autocontrollo, insomma autoverifica, però questa cosa qui comunque sta creando rallentamenti, fermi eccetera, anche in tutto questo blocco di persone che è la maggioranza dei cittadini del nostro Veneto, del nostro paese. E qui si pone il tema che è cruciale di come considerare poi queste quarantene a livello di riconoscimento proprio per i lavoratori. Ne abbiamo parlato anche con il direttore generale dell'INPS Pone, con i sindacati. Anche questo è un bel problema. Lo è, e sta creando ovviamente un vuoto da questo punto di vista, perché nel momento in cui l'INPS non rifinanzia la possibilità di utilizzare la malattia per questo tipo di situazioni, crea un sistema per il quale vengono utilizzati dei permessi, delle ferie, o comunque esistono delle altre questioni che in qualche maniera vanno a impattare sulle tasche dei dipendenti, in qualche maniera, che devono giustificare situazioni anche legate non solo alla propria condizione, ma anche alla condizione del sistema familiare, per cui genitori, figli che si trovano magari bloccati a casa, per cui anche loro sono in qualche maniera contatti stretti. E senta Ribon, dei comparti che voi in qualche modo seguite, qual è quello che rischia di più in questa fase? I comparti che sono quelli che stanno muovendo la ripresa economica sono il comparto dell'edilizia e il comparto della manifattura. Pensiamo alla meccanica, al legno, comunque le filiere trainanti del Made in Italy. È chiaro che queste, che sono nel pieno della loro capacità operativa e che hanno tanto lavoro da dover smaltire, sono quelli che rischiano di avere il contraccolpo più forte, perché hanno sul piatto commesse, hanno sul piatto cantieri da dover realizzare, e in qualche maniera si trovano davanti, dal lato manifatturiero, a un forte rincaro dell'energia e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, però magari si trovano con meno personale e quindi non sono in grado di far fronte a questa richiesta e devono riconsiderare anche l'ambito delle preventivi delle commesse. Dal lato dell'edilizia, ad esempio, c'è la difficoltà poi di gestire e di smaltire tutte le richieste che via via stanno aumentando, perché nel momento in cui è stata richiarita tutta la parte operativa del prolungamento del super bonus, è evidente che questo settore si sta riposizionando, quindi questi vengono colpiti subito. Dall'altro abbiamo settori, vedremo nell'ambito dei servizi, nell'ambito del turismo, che hanno una dinamica decisamente più contenuta, però erano già stati magari colpiti da una situazione di fermo, di blocco nei mesi precedenti, quindi già erano a ranghi ridotti. Questa situazione qui rischia di tenerli ancora più fermi. Quindi questa è la doppia visione che abbiamo. Tra l'altro, parlando con la Camera del Lavoro, con il segretario generale di Treviso Visentin alcuni giorni fa, a proposito dell'edilizia, si diceva: nell'edilizia buona parte dei lavoratori provengono dall'est Europa e sappiamo che tanti cittadini est europei sono perplessi o comunque sono refrattari alla vaccinazione. Anche questa è una variabile importante. Sì, lo sono dall'inizio, e diciamo sono quelli che in qualche maniera hanno ritardato
la vaccinazione in questi mesi, e anche insomma ci sono state una serie di questioni che magari si sono vaccinati con vaccini che potevano essere fatti solamente nei loro paesi, nelle loro aree di origine, e qui hanno ritrovato delle difficoltà poi nel recepimento. C'è anche questo passaggio qui che c'è stato nei mesi scorsi. Il tema si aggiunge a quello della difficoltà di sostituire questo tipo di dipendenti, perché in realtà non è che si trovino tante disponibilità e competenze nell'ambito del mondo del sistema case dell'edilizia. Però tutto questo le imprese lo stanno affrontando, seppur nelle difficoltà lo stanno affrontando. Bisogna un attimo capire come cercare di aiutarle per non fargli aumentare le incombenze, non fargli aumentare le difficoltà e gli ostacoli, ma dando qualche linea in qualche maniera molto chiara per non mettere nelle condizioni di dover decidere sul singolo dipendente cosa fare, ecco. Certo, Ribon, un'ultimissima domanda. Dicevamo già adesso ci sono delle difficoltà, vediamo questo aumento delle quarantene legato all'escalation comunque del contagio che è destinato ad arrivare al suo picco da qui alla fine di gennaio, poi però c'è un'altra data spartiacque, quella del 15 di febbraio con l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 o meglio l'obbligo vaccinale dal 1° di febbraio e poi appunto il Super Green Pass al lavoro dal 15 di febbraio. Ecco, come la vede? È una scelta molto netta, ma che ovviamente fa un passo in più rispetto a una situazione di utilizzo di uno strumento che, per quanto ci riguarda, doveva e deve essere uno strumento transitorio. Cioè il sistema del Green Pass dall'inizio è stato, credo io, concepito, e anche noi l'abbiamo vissuto così, come una fase transitoria. Arriverà il punto in cui bisognerà fare delle scelte ulteriori. Si sta parlando di obbligo vaccinale, si parte da questa fascia che è una fascia che anagraficamente è più sensibile, ma credo che dopo bisognerà fare un ragionamento su una platea più ampia della popolazione, perché altrimenti continueremo ad avere uno strumento che in qualche maniera è di difficile gestione, perché i cinquantenni dovranno essere gestiti in un modo, i quarantenni in un altro, e quelli con le seconde dosi in un altro ancora, quelli con cioè diventa un sistema troppo intricato che rischia di fare troppe differenze. Diciamo che lei resta per un obbligo generalizzato. Sì. No, cioè noi abbiamo spinto dall'inizio un ragionamento di accompagnamento, perché abbiamo visto che la riapertura delle nostre imprese è stata aiutata dalla campagna, dal percorso vaccinale, e questo sta aiutando insomma le attività a restare aperte, a lavorare, ad avere una prospettiva di crescita. Vediamo come evolverà la situazione. Credo che il governo debba via via fare un ragionamento anche di cambio di prospettiva. Io ho visto e sto vedendo, immagino che il Presidente Zaia anche lo dirà in questi giorni, che quanto le regioni in qualche maniera stiano cercando di mettere sul piatto nazionale l'idea di cambiare modalità organizzativa, sia sulla gestione della tracciatura dei contagi, sulla modalità... E mi sa che oggi sentiremo delle novità. Dovremmo arrivare a questo, perché non possiamo utilizzare lo stesso metodo e lo stesso schema di quello che utilizzavamo quando eravamo in una condizione diversa. Stiamo arrivando a questo e lo dobbiamo fare anche perché altrimenti, se no, il sistema rischia, come diceva lei all'inizio, il tracking sta saltando, rientri a scuola, rientri al lavoro, non si capisce chi deve dare le autorizzazioni e quando, e i tamponi non sono più gestibili, ci sono file temi che ben conosciamo e racconteremo e ai centri anche questa sera. Cioè, questo va rimodificato, ma tutto in un'ottica di convivenza per uscire da questa fase il prima possibile. Ribon, la ringrazio. Grazie davvero a Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto. Adesso per noi la pubblicità, poi andremo a Marghera e prima a Treviso. A fra poco.
Di nuovo in diretta, fra pochi minuti ci collegheremo con l'unità di crisi di Marghera per la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, la prima di questa settimana. Tantissimi gli argomenti sul tavolo, ma prima ci colleghiamo con Daniela Sizia da Treviso perché c'è un'importante operazione dei carabinieri. È stata sgominata una banda specializzata in truffe e furti ai danni degli anziani. Buongiorno Daniela. Buongiorno ai telespettatori. Dunque un'operazione dei Carabinieri di Treviso che ha portato all'arresto di 4 persone. Si tratta di 2 coppie di cittadini rumeni residenti nella provincia di Bologna e di Viterbo. Sono accusati di furti e di rapine. Hanno colpito un po' in tutta Italia, ma prevalentemente nella provincia di Treviso. Una banda davvero senza scrupoli. Le vittime erano persone anziane. La tecnica era quella dell'abbraccio, avvicinavano queste persone anziane, poi senza scrupoli, se le vittime reagivano, le scaraventavano per terra. Così è successo proprio a Roncade con un anziano che ha tentato di reagire ed è stato buttato per terra, procurandogli delle lesioni. 4, come detto, gli arresti. Il blitz è scattato ieri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo che sono andati nelle città di Bologna e di Viterbo. Hanno arrestato 4, però ci sono anche 2 donne denunciate che avevano un ruolo marginale. Hanno partecipato qualche volta ai colpi, però rimanevano in macchina con i complici, mentre ad agire erano le 2 donne arrestate. Sono circa una quindicina i colpi messi a segno solo nel periodo estivo, ma ovviamente le indagini sono tuttora in corso. Per maggiori particolari poi di questa operazione nel corso dei nostri telegiornali. A voi la linea. Daniela, grazie infinite. Daniela Sizia con la nostra Nicoletta Rizzetto in diretta da Treviso, dove stanno emergendo comunque altri dettagli su questa operazione. Parliamo di raggiri gravissimi, anche di minacce addirittura di morte. Ti sparo se non fai quello che dico, una delle frasi shock pronunciate nei confronti delle anziane vittime. Tutti i dettagli ovviamente questa sera nel corso dei nostri telegiornali, ma non ci sono solo diciamo così, i furti e i danni dei più fragili, degli anziani. C'è anche il fenomeno sempre più consistente e crescente delle truffe online. Prosegue infatti in tal senso l'attività dei carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto. Rimaniamo sempre in provincia di Treviso, finalizzata per l'appunto al contrasto delle cosiddette truffe informatiche. Nei giorni scorsi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso 3 persone, tutte conosciute alla giustizia, che con differenti modalità hanno perpetrato truffe ai danni di ignari cittadini della Castellana. Il primo reato, commesso da un pregiudicato della provincia di Cagliari, ha visto come parte offesa un impiegato di Castelfranco Veneto che aveva messo in vendita in internet un PC e che con raggiri è stato tratto in inganno dall'indagato e che gli ha fatto perfezionare vari bonifici bancari per un importo complessivo di 2.100 euro. La seconda truffa si è consumata sempre a Castelfranco, nella città del Giorgione, quando un pregiudicato della provincia di Napoli, spacciatosi per impiegato di un istituto di credito, inviando un falso link sul telefono di una pensionata del posto, si è fatto versare sul conto corrente 2.500 euro. Infine il terzo reato è stato perpetrato a Istrana ad opera di un pregiudicato della provincia di Roma, il quale ha contattato un operaio della zona che aveva messo in vendita online un telefono cellulare. In questo caso lo ha indotto a versargli tramite bonifico bancario la somma di 950 euro. Inevitabilmente dai carabinieri di Castelfranco arriva la raccomandazione di prestare massima attenzione negli acquisti e nelle vendite online. Come vedete, un fenomeno in continua crescita. E oggi siamo sempre in attesa di collegarci con Marghera. Vedo che la postazione del governatore Zaia è ancora vuota, ma vi ho riferito poco fa che il governatore si sta portando a Marghera da Verona. A Verona questa mattina ha presenziato, ha inaugurato
la fiera di Motorbike Expo, una fiera importantissima, 4 giorni di eventi nel capoluogo scaligero per rilanciare un settore cruciale per il Veneto. Ma quello di oggi è il giorno del lutto, del dolore per la morte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. È in corso a Roma la Camera Ardente, dove appunto si stanno alternando le varie autorità. Il sindaco, lo vedete, di Roma, Gualtieri, ha accolto la salma assieme ai familiari di Sassoli in Campidoglio. Ad accogliere le spoglie del Presidente anche i suoi storici collaboratori. E tra l'altro in mattinata, proprio in questi minuti, stanno arrivando il Presidente della Camera dei Deputati Fico, la Presidente del Senato, la Padovana Casellati, il Governatore del Lazio, ex leader Dem Zingaretti, e poi ancora Veltroni, Enrico Letta, Renzi, il Sindaco di Firenze Nardella. Domani le esequie a mezzogiorno e vedranno la partecipazione tra gli altri di Mattarella, della Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, che nei confronti di Sassoli non solo nutriva stima, tra i due c'era anche una profonda amicizia, e poi ci sarà anche il numero 1 del Consiglio dell'Unione Europea, Charles Michel. Ovviamente domani le esequie, e quindi vedranno a Roma il mondo politico europeo. Ma appunto, in attesa di collegarci con Venezia, vediamo anche brevemente cosa sta succedendo a livello nazionale e internazionale. Occupazione delle intensive cala in 8 regioni. 6 regioni sono oltre il 20%, come sapete il 20% è la soglia critica per poi cambiare anche la colorazione della regione. In realtà servono più parametri, non più e non solo l'incidenza, ma proprio il parametro ospedaliero, oltre il 30% di occupazione dei posti letto in area medica non critica e oltre il 20% nelle terapie intensive. Questo è il rapporto proprio di questi minuti dell'Agenas, con 6 regioni che superano il 20%, stabile il Veneto. Ma è appena arrivato il governatore Zaia e quindi ci colleghiamo con Marghera. Posto? C'è qualcun altro che deve entrare? Sì, sono altri 3, ma stanno dicendo lei adesso. Aspettiamo un attimo. Ma invece... Ne mancano 3, 4. Allora ci dicono che abbiamo ancora 4 minuti di attesa e stanno arrivando ancora dei vostri colleghi. E intanto vi saluto, buongiorno a tutti. Dobbiamo avere un attimo di attesa. Fra l'altro noi siamo arrivati anche, abbiamo avuto stamattina una riunione con i direttori generali, lunga riunione. Oggi sono stato a Verona alla fiera Motorbike Expo, che peraltro è una fiera che è la prima in Italia che apre, è stata anche la prima a riaprire a giugno con la special edition, per cui mascherine, FFP2, Super Green Pass, e speriamo che sia anche un segnale verso un percorso che ci porti alla normalità. Poi ho avuto una videoconferenza tornando con il governo, alla presenza del ministro Gelmini e della sottosegretaria Vezzali, con i compagni di viaggio delle Olimpiadi, ma un po' con tutti gli interlocutori nazionali, cioè dal presidente Maragò a ANCI e altre categorie coinvolte, perché la sfida delle Olimpiadi non è una sfida solo dei territori coinvolti, ma una sfida che deve essere nazionale. Ecco, io sostengo una cosa, sempre per attendere questi 4 minuti, che sul fronte delle Olimpiadi noi abbiamo sostanzialmente 3 grandi sfide.
quella dell'operatività e quindi di mettere a terra tutti gli investimenti che dobbiamo fare. Pensate che noi abbiamo già il progetto esecutivo e finanziato Cortina, variante di Cortina e variante di Longarone, sono 600 milioni di euro più o meno. Poi abbiamo tutta una serie di opere che vanno in questa direzione, opere ovviamente anche sportive, e quindi c'è la necessità, poi dovremo realizzare il villaggio olimpico, il trampolino, rifare tutta la zona del trampolino, insomma ce ne sono di attività da fare. Quindi c'è una sfida infrastrutturale, ce n'è una di incoming turistico, perché è pur vero che dovremmo interloquire con gli tour operators internazionali per far sì che il cinese che viene qui non venga solo a Cortina o solo a Milano o solo a Bormio, ma possa avere un pacchetto turistico per la visita dei territori. E una terza sfida, assieme a queste prime due, ce ne sono molte, ma quelle che vedo più critiche, è rappresentata dal fatto che noi dobbiamo fare in modo che dal punto di vista proprio culturale ci sia un coinvolgimento di tutta la popolazione, che va oltre il comune coinvolto dalle Olimpiadi, oltre la regione, a livello nazionale. Sì, che le Olimpiadi non diventino sempre la visione del baraccone dedicato a pochi che si sono fissati di fare le Olimpiadi. Le Olimpiadi danno dei flussi paurosi sia sul fronte dei telespettatori, di quelli collegati dai social, più di 1 miliardo di persone collegate solo via social, si parla di 3 miliardi totali di collegamenti e altro, che è una roba unica per la promozione dei territori. Speriamo diventino veramente un motivo di rinascimento. Lo dico perché in queste ore stiamo per partire con l'operazione di Pechino, e quindi stiamo parlando delle Olimpiadi invernali. Lì ci sarà il passaggio di testimone, perché poi tocca a noi, quindi ci sarà il passaggio della bandiera, poi avremo il tema quindi della bandiera che verrà portata nella località che sarà una nuova sede delle Olimpiadi, perché 2022-2026, 4 anni, e quindi dopo Pechino ci siamo noi. È arrivata la nostra ora, la fiaccola olimpica, le organizzazioni, insomma c'è molto da fare. Detto questo, io inizierei con la situazione epidemiologica, è una situazione complicata. Adesso abbiamo notizie degli altri vostri colleghi, se qualcuno può chiedere prima che inizio, un attimo solo. Saranno sicuramente collegati per strada, però comunque se li attendiamo ancora un minuto, chiedo anche, fra l'altro per le Olimpiadi martedì, no, ma attendiamo se venite dentro. Come siamo? Perfetto. Con le Olimpiadi vi ricordo anche che il 18 martedì faremo la registrazione a Palazzo Balbi con un bel po' di figuranti, fra l'altro, penso siano una quarantina di persone, di quello che sarà il nostro messaggio che andrà direttamente alle Olimpiadi, cioè che andrà direttamente a Pechino, e quindi penso che sia una bella cosa anche questa. Io dovrò dire una frase fra l'altro in cinese che è Huang Hin Tan Shou Huang Hin Tan Shou Italie Je Mei, che diamo ovviamente è una frase che intanto lascio alla comunità cinese, ma è la frase di benvenuto, insomma. Quindi noi faremo questo video e ci piace far vedere la bellezza e la maestosità di Venezia, che è comunque un elemento di comunicazione unico che poi andrà assieme al il 18. Il 18 faremo questa registrazione dove io dovrò dire questa frase. La cerimonia di passaggio? Il flag handover, come si chiama? Flag handover è il domenica. Che domenica è? Pechino
Flag and Over, forse l'abbiamo anche cancellato, perché ci vanno in persona i due sindaci, abbiamo deciso di non andarci. 20, domenica 20 gennaio. Febbraio, si scusa. Vabbè, al di là di questo, io direi di dare inizio. Partirei con la situazione epidemiologica, la situazione anche ovviamente dello stato dell'arte di quello che sono le nostre fasi di testing. Tamponi rapidi 14.646.934, tamponi molecolari 8.612.000. Intanto un primo dato: se osservate, i rapidi stanno doppiando i molecolari, ma vi ricordo che i rapidi sono comparsi fondamentalmente più o meno 7-8 mesi dopo i molecolari. Magari avessimo avuto i rapidi il 21 febbraio 2020. Vi ricordo che siamo partiti col pungidito, con la goccetta di sangue, perché qua nessuno si ricorda più niente. Non avevamo niente. Pensate che il 20 di marzo del 2020 noi facevamo in una giornata 2170 molecolari. Il totale dei tamponi da quel giorno è di 23.259.000 tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore, io farei conto tondo, 18.000 sono 17.956. I 17.956 positivi sono stati intercettati con ben 153.357 tamponi. Peraltro faccio notare un dato: l'incidenza, cioè la percentuale di positivi, è da 2 o 3 giorni che scende. Se eravamo arrivati quasi al 20%, adesso siamo all'11,71%. Se ieri sera avete guardato il famoso report che faccio mandare a tutti, che Alberto Reggiani vi manda, sul posizionamento della percentuale di positivi rispetto ai tamponi, ieri sera eravamo molto bassi, forse tra i 4 o 5 più bassi d'Italia e molto al di sotto della media nazionale. Cioè vuol dire che noi abbiamo tanti positivi, ma perché li cerchiamo? Ma la percentuale di positivi sui tamponi che facciamo è tra le più basse a livello nazionale. Positivi di oggi, siamo passati, vi ricordate che avevamo 8.000 positivi a ottobre, guardate quanti ne abbiamo, 224.145, e su questo poi faremo anche un ragionamento. Numero di positivi dall'inizio del contagio 830.517. Ricoveri. Quante persone sono ricoverate in ospedale? 1.808. Sono 1.808 persone ricoverate in ospedale. Più 32, cioè vuol dire che nelle ultime 24 ore è comunque accaduto qualcosa. Abbiamo ricoverato di meno. Più 32, e siamo in una giornata buona, cioè siamo in una giornata di martedì, anzi mercoledì, oggi è giovedì, no? Sì, ma questo è quindi 24 ore mercoledì. Ricoverati, allora, dei 1.808 i ricoverati sono così distribuiti: 1.602 in terapia di area non critica e in terapia intensiva 206, meno 4. Terapia intensiva non Covid, grazie all'eroismo e alla voglia di fare dei nostri medici, di tutti i sanitari e tutto il mondo degli ospedali, 273. Cioè, fatto il conto, 273 più 206 fa 479. Vuol dire che abbiamo quasi 500 terapie intensive attivate. Totale dei decessi
12.659 più 38. Dimessi 26.320. Allora, 2 o 3 ragionamenti che condivido con voi e per vostro tramite li condividiamo con i cittadini. Quali sono intanto i dati? I dati ci dicono che non saremo arancioni. R con T 1,34. Terapia intensiva occupazione 20%. Siamo arrivati. Ormai anche questo è un parametro che se cala ci fa respirare un po' di più, se no a 20% è da zona arancione. Area medica 25% di occupazione, ci mancano 5 punti percentuali, che se il trend è quello di sta settimana ce li fumiamo tutti in una settimana. Non è escluso che se il trend continuasse così, a meno che la terapia intensiva non mi scenda, mi va sotto il 20, quindi diventa il parametro limitante, ci sia il rischio di avvicinarsi all'arancione. Incidenza 2.238,8 su 100.000. Cioè, voi capite che qualcosa non torna. Se eravamo già spacciati l'anno scorso con 300 di incidenza, 400 di incidenza, 2.238, e comunque riusciamo a fare una vita pressoché normale se togliessimo le mascherine e non pensassimo che in ospedale abbiamo 2.000 persone, 1.808 persone ricoverate, vuol dire che qualche ragionamento va fatto. E la variante Omicron, dai campionamenti fatti, voi sapete facciamo sequenziazioni random, ci siamo organizzati per prendere dei campioni di positivi, li portiamo nei nostri laboratori, è al 65,9. Questo vuol dire 10 giorni siamo tutti Omicron. Ma del resto lo vediamo, è una variante che infetta velocemente, si diffonde velocemente nel contagio e all'esordio dell'emissione di carica virale per infettare nuovamente dopo 3-4 giorni. Quindi chi si infetta dopo 3-4 giorni, se gli va male, ha già la raffreddore, ha già mal di gola o i primi sintomi. Il prossimo campionamento per verificare la nuova incidenza, diciamo, della variante Omicron sarà il 17 di gennaio. Allora, guardate, davanti a questi numeri, cioè io vedo che c'è un dibattito che abbiamo fatto innescare noi, no? E dice, ma Zaia dice di modificare la definizione di caso. Allora, evito di leggervi la frase in inglese perché non voglio neanche io c'hai. L'ECDC si scrive cioè ECDC, ECDC, che è il massimo organo europeo delle pandemie, cioè organo ufficiale, è come l'OMS, cioè dal quale tutti gli Stati membri attingono per le misure, per le linee guida. L'ECDC dice sostanzialmente, vabbè, non me lo ricordo a memoria, dice modificare la definizione di caso. Cos'è il caso? Cioè, quando è che un individuo viene definito malato Covid, paziente Covid, e quindi va nelle statistiche, viene calcolato e tutto? L'ECDC chiarisce questo, lo mette come linea guida e dice quando ci sono 2 criteri. Allora, il primo criterio è che deve essere ammalato, deve avere malattie respiratorie oppure deve avere sintomi simili influenzali, cioè mal di ossi, fiato e febbre, cioè potrebbe non avere tosse e raffreddore, ma magari avere mal d'ossi, febbre, cioè l'influenza. Lo dice proprio 2 robe, o malattia respiratoria acuta o sindrome, la chiama guardate, or influenza like illness, cioè un'influenza come una sindrome simile influenzale, definiamola così.
E poi dice il secondo aspetto che deve avere il paziente Covid, per essere definito Covid, dice il criterio, il tampone positivo, che sia antigenico o molecolare. Dice la ricerca dell'acido nucleico o l'antigene. Quindi cosa vuol dire? Il CDC dice: vi invitiamo a classificarli così perché il paziente positivo ma senza sintomi non è un caso, e il paziente che ha sintomi ma non ha la positività al tampone non è un caso, ma lo sappiamo, uno può avere raffreddore, l'influenza, essere negativo al tampone. Voi capite che questo cambia la storia del Covid. Questo è il grande dibattito internazionale. Avete visto che alcuni paesi già hanno iniziato ad affrontare, non è che gli spagnoli se caso sono più bravi di noi altri, hanno semplicemente letto le linee guida del CDC, come le staranno leggendo molti, e molti stanno definendo. Ovvio che qual è la perplessità nel nostro paese e in alcune parti del mondo? Dice: vabbè, ma se ci sono tanti positivi asintomatici c'è il rischio che l'asintomatico comunque infetti. Il tema è di capire il rapporto tra asintomatico e persona sintomatica. A noi sembra, dai dati che abbiamo, che si stia veramente abbassando moltissimo la quota dei sintomatici, o quantomeno di coloro che comunque hanno evidenti segni clinici. Però non è nostro mestiere. Però io penso che sia fondamentale, questo lo chiede la Regione, lo chiederanno le Regioni al momento di discussione, noi come Veneto lo abbiamo presentato, di adottare le linee guida ICDC. L'altro aspetto è sicuramente rappresentato dai ricoveri ospedalieri. Io ho avuto un sacco di attacchi perché un giorno, un anno fa, ho detto: ma ci tocca segnare tutti come Covid anche se non sono per Covid. Sì, non è una novità, c'è scritto in tutte le regole OMS e tutto. La partoriente che entra in ospedale e in virtù dello screening che noi facciamo in ospedale risulta positiva, oggi va caricata nel parametro di un paziente positivo. Capiamoci, non è che siamo pieni di sti pazienti, Abbiamo un caso forse atipico, Verona, su 131 pazienti stamattina ricoverati Covid, 50 hanno questa caratteristica. Come noi li chiamiamo nella riunione i Covid per caso. Sì. No, nel senso che sono lì per altri motivi in ospedale, non per il Covid. Scopriamo noi in ospedale che sono anche Covid. Il che non vuol dire che c'è, come si può dire, c'è un magheggio nei numeri. L'abbiamo sempre detto fin dal primo giorno: il ricoverato per altri motivi che risulta essere Covid allo screening d'ingresso dell'ospedale, il caso tipico, che è quello più frequente, è la partoriente. C'è la puerpera che arriva, la signora che arriva, la ragazza che arriva per partorire, gli facciamo il tampone d'ingresso in ospedale, positiva, asintomatica. Allora, noi chiediamo che questa quota di pazienti, che non è vastissima, che però sono qualche decina, qualche centinaio nei grandi numeri, che fra l'altro nel passaggio di colore di area con questo sistema di oggi pesano, vengano depennati dalle statistiche. Ma questa è una roba che la stiamo dicendo da mesi. Io spero che in questo momento, visto e considerato che l'ICDC a livello internazionale parla anche di questi casi, ma del resto già col caso 1 li risolve tutti. Se modifico la definizione di caso, un paziente che mi entra, che viene a partorire e ha il tampone positivo ma non ha i sintomi influenzali, non è un caso. Questo è fondamentale perché noi dobbiamo prendere atto, ve lo dicevo prima, che quando tu ti ritrovi 224.000 persone positive oggi, non vuol dire che li hai trovati tutti, vuol dire che hai trovato dei positivi. Cioè oggi non è che in Veneto ci sono 224.000, perché se facessimo 5 milioni di tamponi all'istante in Veneto, se vado via con le percentuali di oggi, ne avremo non so quanti. Se si parla un 10%, quindi minimo 500.000, no? Li dovrei trovare subito. Se è 10% di incidenza non lo so, non ve lo so dire, che è quella di oggi, 11% mi sembra sia oggi, quindi 550.000 su 5 milioni.
Quindi è un po' la teoria di svuotare il mare utilizzando il secchio. Il secchio ha tenuta, non perde una goccia d'acqua, ma svuotare il mare con un secchio è impossibile. Gli togli un po' d'acqua ma non se ne accorge neanche il mare. Ho l'impressione che noi siamo in questa fase. Attenzione, voglio essere chiaro, non si sta banalizzando nulla, soprattutto il tema dello screening, nel quale noi crediamo, tantomeno quello del contact tracing, che ormai è saltato, perché quando tu hai 20.000 persone al giorno positive, guardate, è impossibile garantire a tutti una telefonata o quant'altro. Capisco, il riferimento sono i medici di base, i medici curanti, i riferimenti che si hanno, i centralini, ma questi sono numeri emergenziali con 20.000 contagiati al giorno. Vi dico questo perché questa potrebbe essere veramente la chiave di volta, fatta con attenzione, ma che ci permetterebbe assolutamente di dare risposte ai cittadini. Pensate solo sul fronte dei tamponi, la miglioria che ci sarebbe. Adesso peraltro ci chiedono il tema della quarantena. Alla fine a quarantena si può già fare il tampone in farmacia ed è a pagamento, ma non perché noi siamo brutti e cattivi, perché per riuscire a trovare una soluzione bisogna cominciare a fare una contabilità e capire anche quale sia l'impegno economico e l'accordo poi con la farmacia per portare fuori, sono 15 euro a tampone, quanti sono alla fine a quarantena? Se tutti questi signori sono in quarantena, vuol dire che fate per 15 euro, vedete cosa ne viene fuori. Facciamo l'impossibile, non abbiamo mai lesinato nelle spese e nell'indebitarsi con il Covid, però io penso che ci siano delle cose che vanno modificate, ad esempio le scuole primarie, poi l'assessore vi darà 2 numeri sulle scuole, ragazzi, una scuola su 4 è già in quarantena. Le scuole primarie hanno 2 tamponi, T0 e T5, al giorno 0 e al giorno 5. Le code le si vedono, no? Poi c'è chi ne ha di più, ma chi ne ha di meno, ma i numeri sono numeri. E quindi le code si fanno per fare la fase dei tamponi. Anche nella fase dei tamponi io penso che se un bimbo è contatto stretto di un bambino compagno di classe positivo, comunque deve farsi a quarantena, perché un caso a scuola primaria, fra l'altro noi siamo molto interessati dalle scuole dell'infanzia peraltro, un caso va in quarantena, a questo punto questo bambino andrà in quarantena, è inutile che faccia un tampone il giorno 0, un altro tampone, un po' come accadeva a noi col morbillo, ve lo ricordate? O la varicella, stavi a casa, era una sorta di quarantena che te la definivi da solo finché non ti andate via le papule, le croste, quello che era della malattia infettiva, tu non tornavi fuori. Questa era l'unità di misura. Anche allora, se volevano, potevano andare nello specifico a fare i prelievi, verificare se il virus c'era ancora e tutto, però si faceva un vuoto sanitario si creava la bolla attorno al bambino, stavamo a casa, guardavamo, vi ricordate, fuori dalla finestra per una settimana, 10 giorni, e la finiva là. Sta funzionando il tema delle vaccinazioni. Allora, qualcuno dice, ma Zai ha detto no alla roba in classe. Io non è che dico no alla roba in classe, alle vaccinazioni nelle scuole, per carità. Ma noi intanto siamo avanti. Anche questo fine settimana annuncio, tutti i bimbi possono andare in accesso diretto sabato e domenica, perché i bambini, se devono essere vaccinati, devono essere accompagnati dai genitori a scuola. Non penso che sia così facile far arrivare i genitori a scuola per la vaccinazione. Forse qualcuno non ci ha pensato, i va anche a lavorare. Bene, accesso diretto in qualsiasi parte del Veneto. Cosa vuol dire? Che uno può sia prenotarsi che andarsi direttamente, a prescindere anche dal suo luogo di residenza. Se un bimbo è a Cortina piuttosto che a Malcesine, ma è residente a Treviso o a Padova, va a vaccinarsi a Malcesine, a Cortina, anche se è residente a Treviso o a Padova. Può prenotarsi se magari il genitore dice non voglio stare a far code, voglio l'orario, oppure ci va direttamente. Sto parlando dai 5 anni agli 11 anni. La decisione spetta ai genitori, quindi evito a tutti coloro che perdono le loro giornate
nei social media, soprattutto su Telegram, a dir di tutto contro il sottoscritto, che va dalla pedofilia al mascheramento notturno e tutte queste robe qua. Ricordo che la vaccinazione la decidono i genitori, e quindi siccome questi bimbi sono figli di genitori, i genitori hanno la patria potestà e decidono se vaccinare il loro bimbo o no, nessuno obbliga nessuno ad essere vaccinato. Oggi noi ricordiamo che la vaccinazione sta andando bene, 50.000 vaccinazioni al giorno le facciamo, la booster sta andando avanti perché siamo ormai a 2.200.000, esattamente 2.187.000 o 67.000, insomma domani siamo più di 2.200.000 dosi. Lo vediamo, questo ve lo devo dire, vi do un dato, lo vediamo, sapete da dove che il booster sta funzionando? Dell'inversione pesante che sta avvenendo nelle terapie intensive. Solo gennaio, i primi, oggi cosa siamo? L'11, il 12, il 13, solo i primi 13 giorni di gennaio, più 41% delle presenze in terapia intensiva dei non vaccinati rispetto al mese precedente e meno 8 di quelli vaccinati. Siamo comunque sopra l'80%. Perché vi dico? Perché comunque il dottor Rosi mi ha dato stamattina sto dato, dopo verrà lui un giorno, vi dà, magari la prossima settimana vi dà tutti i dati. E anche lui sostiene, ma questo è l'effetto del booster, perché il booster comunque ce li tiene distanti, a meno che non siano pazienti complicati, con comorbidità, pazienti terminali. Cioè ogni paziente ha la sua storia, però è pur vero, e qua senza offendere nessuno, che se noi togliessimo i pazienti semplicemente non vaccinati dalla terapia intensiva, il Veneto sarebbe in zona bianca, perché siccome uno dei 3 parametri della terapia intensiva, se io ho l'80%, 8 per 2 è 12, 8 per 2 è 16, scusatemi, vuol dire che io a 202 pazienti che ho oggi, 160, 202, sono 42 pazienti, avrei solo 42 pazienti vaccinati in terapia intensiva, vuol dire che sono sotto anche il 10% di occupazione. A me spiace dirlo, però questi sono dati di fatto. A me vanno bene tutte le teorie, ci si può curare a casa, l'abbiamo capito, probabilmente questa ondata si è anche un po' più raffreddorizzata, ma è altrettanto vero che abbiamo altri strumenti per difenderci, ma è anche vero che una quota infinitesimale di pazienti deve venire in ospedale, deve avere un ospedale, infatti ne abbiamo 1808 in ospedale. Quindi sbagliano coloro che vendono una suggestione che ci si può curare solo a casa, bisogna assumersi anche la responsabilità delle cose che si dice. Sto parlando in generale, no? Perché poi chiunque di noi fa un video. Allora si dice con correttezza, ci si può curare nella stragrande maggioranza dei casi a casa, puoi anche aggiungere che se poi il tuo medico ti segue e ti risponde al telefono, ti curi ancora meglio, puoi dire che se ne trovi uno che sperimenta, forse ti va bene, male, non lo so, ma non puoi far credere al mondo che ti curi solo a casa. Sapete perché? Perché questo principio, vengo al dunque, che è la parte secondo me più grave, porta psicologicamente e culturalmente i cittadini a dire ma tanto dopo se curemo a casa anche se lo sappiamo. E voi dite ma perché ci fa tutto questo discorso? Perché i racconti che ho dall'ospedale è che abbiamo pazienti che arrivano all'ultimo istante. Cioè noi ci ritroviamo a caricare 15 persone mediamente in terapia intensiva ogni giorno e voi dite ma perché non si vedono? Perché ne scarichiamo anche in ugual misura, cioè il 25% perde la vita in terapia intensiva, ma gli altri regredisce la malattia, riescono a tornare in corsia, se non è che se ne vanno a casa. Ma il dato che ci dicono dell'emergenza urgenza, che arrivano sempre più pazienti che continuano a resistere a casa, che chiamano addirittura 118 e poi rimandano guardate, questa è storia che ve la posso far raccontare dagli operatori, mettono giù e dicono ma richiamerò, alla fine vanno a prenderselo a casa che non respira più. Questa è la tragedia.
mi piacerebbe che molti familiari di chi magari ha scelto di non vaccinarsi e poi magari è andata male, so che è una tragedia, ma sarebbe bello anche che qualcuno raccontasse anche queste esperienze, perché se no viene dato sempre uno spaccato che va tutto bene. Se noi per un attimo avessimo una bacchetta magica, spegnessimo i riflettori sugli ospedali, il mondo va avanti lo stesso, ma lì si vive una tragedia. Lì dobbiamo avere rispetto per chi soffre, per gli operatori e poi, scusatemi, lasciatemelo dire, un cancro non curato con 3 mesi di ritardo cambia stadio, si va dal primo stadio al secondo stadio. E allora abbiano almeno il pudore, quelli che fanno grandi lezioni sul Covid, di pensare e di rispettare almeno le persone che hanno diritto, quanto i malati Covid, di essere curati in ospedale. Perché noi di questo passo dovremmo sempre più limitare le prestazioni. Le garantiamo le urgenze, le garantiamo gli oncologici, ma ovviamente sempre con non con quell'impeto che ci vorrebbe, perché comunque abbiamo gli ospedali che sentono pian piano il lazzo che si stringe sempre di più. Io questo devo dirvelo. Chiudo con le vaccinazioni. Allora, no, la nostra media regionale ormai è passato l'88, siamo all'88,4 e vi dico i bimbi sono il 25,5, i 5-11 anni sono il 25,5, vuol dire che un quarto dei bimbi si è già vaccinato. Beh, penso che sia la migliore regione d'Italia o una delle prime 2, insomma. Ecco, allora sul tema della vaccinazione dei bambini abbiamo l'Open Day sabato e domenica. Capite che con i nostri numeri pensare di avere una specie di camper che gira per le scuole, abbiamo una dispersione di tempi, cioè non è che uno va a vaccinare, passa come c'è, capito, con la pistola che spara, ti avvicini, spari il vaccino e via, come si fa magari nella profilassi per gli animali. Cioè vuol dire mandare almeno 2 operatori, vestirli, avere una sala dove fanno la vaccinazione, possono entrare in classe, cioè devono avere una sala. Capite che magari per far cosa? 5-6 bimbi, cioè, anche qui è come usare il secchio per svuotare il mare. I nostri Open Day hanno successo, arrivano migliaia di famiglie che peraltro il sabato e la domenica possono accompagnare i loro bimbi alla vaccinazione. Io non penso che ci siano genitori disposti a dire: vaccinate mio figlio a scuola, lo vengo a prendere stasera. La vedo dura sta storia, 5-11 anni. Qua c'è una mamma, sì o no? Beh, una mamma non ho capito, tu andrebbe bene? Vabbè, a lei andrebbe bene. Beh, no, ho capito, però immagino che molti genitori vogliono essere presenti, ci sia un tema il bambino, ma insomma io non entro in queste dinamiche, però immagino che garantire il sabato e la domenica sia tutta un'altra roba e si aprono meno discussioni sul fatto che io voglio essere presente. Sentite, noi abbiamo avuto problemi a fare i tamponi, ma no alle elementari, alle superiori, con diffide scritte. Nel momento in cui dovevamo fare i tamponi a minorenni, di genitori che dicevano: tu a mio figlio non fai il tampone. Cioè, avete presente lo scenario? E avete presente lo scenario di chi non vuole che suo figlio sia vaccinato, che sa che in quella scuola si sta vaccinando, chiederà sicuramente di essere presente. Quindi io penso che si incasina solo la roba. Noi riusciamo a fare così, bella la suggestione, ma bisogna dopo fare l'amministrazione del possibile. Io non aggiungo altro, se avete 2 domande e poi passo all'assessore che vi dice anche come sta andando con le scuole. Ecco, grazie. Allora Martina Zambon. No, scusate, vi do un ultimo dato, scusami Martina. Tanto abbiamo detto 1 su 4 i bimbi vaccinati 5-11, ma i 12-19, cioè, tutta questa idea per le scuole, sono l'85% sono vaccinati. Infatti noi dov'è che abbiamo i provvedimenti di quarantena e isolamento? Se abbiamo nelle scuole di infanzia e nelle scuole primarie. Buongiorno.
Volevo tornare sul tema, credo, di oggi, perché ridefinire la definizione di caso di malato Covid ovviamente cambia tutto. Dal punto di vista pratico, le regioni lo chiederanno nella conferenza Stato-Regioni e si attenderà un parere del CTS? Che tempi si attendono? Confermo che noi come regione abbiamo posto la questione, la dottoressa Russo, che è coordinatore del tavolo, la porta avanti, è in linea con le direttive internazionali europee dell'ECDC e punto. Avete visto che già random ci sono delle nazioni che cominciano a dire che sembrano visionarie. Sostanzialmente non ho letto il report del CDC che esiste da 20 giorni, questa roba qua non è una novità. Ma si aspetta che sia una decisione rapida, perché lei spesso è tornato sul tema in Italia le decisioni rapide non fanno parte della caratteristica di questo paese. Vi ricordo solo il passaggio dal molecolare all'antigenico, che è stata una via crucis. Vi ricordo solo che ancora oggi la Germania manda i test fai da te nelle aule delle scuole, la Gran Bretagna manda i test, 2 test a settimana, li consegna in mano, poi i bimbi se li fanno a casa con i genitori o se li fanno in aula, non lo so. Idem la Francia. Noi stiamo ancora qui a pensare, ci siamo inventati l'autosorveglianza nella scuola secondaria. Quando ci sono 2 casi in scuola secondaria scatta l'autosorveglianza, dove lo studente l'autosorveglianza come la fa? Deve andare in farmacia a farsi il tampone. Scuola secondaria, superiori. Test fai da te, non è che devo tornare qua con test fai da te a farvi vedere quanto ci si mette. Ultima cosa, posto che si arrivi a questo, magari con dei tempi un po' più lunghi rispetto ad altri paesi, concretamente come cambia il tema delle quarantene? Perché a quel punto io asintomatica con un tampone positivo posso andare a lavorare in redazione? Lì si tratterà di capire come verrà applicata. C'è sempre il tema dell'FP2, cioè della mascherina. Poi il tema dei casi è un tema che deve essere affrontato poi scientificamente anche dal CTS. Io immagino che in questa fase il CTS non sia tanto predisposto a questo, no? Perché c'è sempre, giustamente, la preoccupazione dell'asintomatico contagioso. Ma con questi numeri, cioè, chi è che sa quanti sono gli asintomatici che ci girano intorno? Cioè, io questa mattina ho avuto un sacco di contatti, persone che mi hanno guardato il Green Pass, poi vengo a sapere che qualcuno magari può essere stato positivo, non lo si sa. Quindi lei dice c'è un numero talmente alto di contagi evidente e asintomatico come massa di persone che ha senso tirare dritto, questo è nel concreto. Ha senso usare il buon senso, lavorare da casa se si può, e affidarsi alla scienza. Dopodiché, se in Europa si calcola avremo almeno mezza popolazione che si beccherà l'Omicron, allora io vi chiedo se possiamo fare le telefonate a mezza popolazione europea, tanto per dirne una, se possiamo andare a tamponare mezza popolazione europea, cioè è ovvio che è un nodo che arriva al pettine questo. E in questo senso anche il tema delle aziende che sono in difficoltà proprio per le quarantene in questa fase, immagino pesi. Ha avuto modo di discuterne? No, strapesa, c'è gente che il lunedì alla riapertura non è riuscita a ripartire con tutti i processi produttivi, perché poi c'è il sintomatico che per l'amor di Dio ha i sintomi, poi c'è l'asintomatico che è positivo e poi c'è il quarantenato, cioè colui che è messo in quarantena perché è contatto stretto di sintomatico. Questi sparirebbero nella visione... Ma questo ce lo dovrà dire la comunità scientifica poi come verrà gestito. In più c'è un altro fenomeno che vi ho detto anche ieri o l'altro ieri, che a mio avviso è preoccupante e se ne parla poco in Italia, della quarantena che non è più parificata alla malattia. Quindi il contatto di un positivo che non ha nulla, non è positivo, ma se ne deve stare a casa perché oggi la norma prevede che devi startene a casa 7 giorni, quello che è, non gli viene riconosciuta la malattia e quindi o si prende ferie o fa assenza non retribuita. Capite che c'è il rischio di un incentivo anche che qualcuno dica io non sono contatto di niente, o meglio tu sei positivo, non dire che mi hai visto. Qualcuno ha ancora bisogno di andare a lavorare, cioè non è che siamo... Questo guardate che è inquietante sta storia, non possiamo imporre le quarantene e non pagare chi è in quarantena come malattia. Ok, grazie. Prego.
Grazie, allora tocca a Laura Berlinghieri. Buongiorno Presidente. Ciao. Lei parlava giustamente di zona arancione a cui ci stiamo avvicinando, volevo chiederle in base ai modelli qual è la data. No, guarda, io spero che non si passi in zona arancione, ho solo l'obbligo di dire, come ho sempre fatto, grazie a voi, informare i cittadini che abbiamo 5 punti percentuali di occupazione in zona a area non critica che potrebbero farci scattare. Probabile che questa settimana si riesca a contenere sui ricoveri, si scarichino anche tanti pazienti, perché ne abbiamo caricati tanti che stanno guarendo, e quindi non si passi. Dall'altro dico anche che rispetto al tema dei passaggi di zona cercheremo anche di accompagnare questa situazione. Non aggiungo altro su questo, non ho numeri, posso solo dirvi un numero, guarda, ve lo dico, l'ho accennato l'altro ieri quando mi avete trovato in Consiglio regionale. Seguiamo diversi modelli, io ne vedo anche uno che è estremo, che fra l'altro è straniero, monitora anche noi, ha numeri che sono abbastanza sballati rispetto a quello che viene fuori qui, però le curve sono verosimili, cioè nel senso che le curve, i picchi li becca ma sbaglia i numeri, ti dice hai 1000 persone in terapia intensiva invece ne hai 100, adesso vi faccio esempi stupidi, però mi dà il picco di quando avevo il massimo. Questo modello ci dà 23 gennaio punta dei contagi, quindi vuol dire che avremo ancora, se fosse vero, 10 giorni, 12 febbraio punta dei ricoveri, cioè che non è proprio, per carità, appunto può essere anche 10 persone in più ricoverate e finisce lì. Quindi io faccio appello ai cittadini affinché non la prendano sotto gamba. Allora, se proprio non vogliono decidere che il Covid è un problema, almeno pensino che è un problema non riuscire a curare un paziente oncologico o un paziente che ha bisogno. E questo penso venga riconosciuto. E non ci vengano a dire che il Covid per il Covid non serve l'ospedale, magari non servisse. 22 mesi, anzi 24 mesi, fra 23 mesi, fra poco più di 40 giorni saranno 24 mesi, 2 anni. Faccio una seconda domanda che esula un pochino dal Prego. tema Covid. Oggi sul Mattino abbiamo scritto di Life Lab, una struttura di eccellenza che rischia di chiudere se non arriveranno ulteriori finanziamenti. Loro dicono di aver bisogno di risorse per 3-5 milioni per i prossimi 3 anni per non interrompere anche progetti in corso. Volevo chiedere se c'è uno spiraglio, se c'è una possibilità. Guarda, noi non è che siamo traboccanti di risorse, peraltro con l'università, magari un giorno vi porterò anche uno schema di quante convenzioni e quante risorse ci mettiamo, perché vedo che spesso ci si dimentica anche di tanti accordi che abbiamo. Penso che il professor Gerosa stia facendo un lavoro eccellente, lo fa sia come professionista, dirige il centro Gallucci ed è, diciamo, il centro che quasi tutti gli anni è al primo posto per trapianti di cuore, con oltre 50 cuori all'anno, se non ricordo male l'anno scorso 56. Quindi su questo non si discute. Sul tema della ricerca io non entro in merito, immagino che sia un bel progetto. Leggevo sul The New York Times 2 o 3 giorni fa hanno fatto il primo trapianto di un cuore di maiale modificato, è stato definito nell'articolo. Quindi penso che si vada in quella direzione. Il dottor Flor stamattina ci diceva in riunione che sta scrivendo una lettera all'università per capire anche, perché siccome lì c'era una sorta di partnership con l'università, l'università, se non ricordo male, mise 1,7 milioni e noi 3,5 milioni qualche anno fa, di capire, anche l'università, di capire, perché noi non abbiamo gli strumenti per valutare scientificamente il progetto, qualcuno dopo tutti questi anni dovrà fare anche un punto della situazione, e quindi penso che il dominus sia anche l'università che deve valorare o meno questo investimento. Dopodiché noi non abbiamo tutta sta forza, ma insomma abbiamo costituito un tavolo che sta analizzando, abbiamo previsto un tavolo proprio che sta analizzando tutti questi aspetti e tutti i dati, e quindi poi chiaramente quando avremo il quadro completo, come dice il Presidente, riusciremo anche a essere più precisi. Quindi c'è una chiusura comunque? No, chiusura non ce ne sono mai state. Cioè, vorrei ricordare che noi investiamo nella sanità, perché così lo diciamo i veneti,
9 miliardi e 600 milioni di euro all'anno, 9 miliardi di lire di euro, che per chi è rimasto alle lire sono più di 18 mila miliardi di lire, 18 mila miliardi di lire, ce ne sono pochi che sono rimasti alle lire, ma magari lo ricordiamo i più anziani, 9 miliardi 600 milioni, cioè quindi la sanità noi investiamo, però guarda, alla luce anche c'è una delibera di consiglio, una legge dell'altro giorno che dice che l'utile della sanità, se c'è utile, quei 2-3 milioni di euro, lo possiamo reinvestire in progetti sanitari, avendo avuto ragione, quindi anche pagando l'Università di Treviso, di medicina, non di Treviso, che è sempre Università di Padova, Frado, per cui. Ci siamo? Altro? Alda forse? Prego Alda. Lanzan e poi Moscati. Tornerei sui sintomati, sui positivi. Oggi in Veneto ci sono 224.000 rotti persone positive, quindi in isolamento. Avete un dato di quante siano le sintomatiche e quante le asintomatiche? L'abbiamo chiesto stamattina, anche perché nell'ottica della definizione di caso, se passasse questa idea, comunque noi dobbiamo avere una distinzione, come si può dire, online, di tutto quello che accade in tempo reale, cioè ti presenti al centro tamponi o al tampone, l'operatore avrà un flag che dice sintomatico o asintomatico. Oggi abbiamo comunque la percentuale di sintomatici è dichiaratamente al di sotto del 50%, grandemente al di sotto del 50%, quella dei sintomatici. Ho sentito dati stamattina di qualche ULSS, insomma, che era su 2000 tamponi, 300 sintomatici, sentivo dati così questa mattina dai direttori. Però al momento Ada non ce l'abbiamo. L'abbiamo chiesta anche per i decessi, quella dovremo averla nel giro di poche ore, perché sui decessi abbiamo voluto chiedere invece la differenza del dato vaccinati e non vaccinati. Okay. Ovvio che di lì dopo ospedale, RSA magari anche? Sì. Di ospedale. Sì, sì. Se volete poi vi do il numero di RSA. Dopo l'assessore vi dà anche RSA che fa vedere che il vaccino funziona. Vi ricordate, la professoressa Tacconelli vi ha ricordato che in RSA andiamo anche con l'antivirale, con il Remdesivir, e quindi non si va più in ospedale per fare il trattamento. Quindi Presidente, se passasse la vostra richiesta di rivedere la definizione di caso, dal computo verrebbero esclusi gli asintomatici, perché sono positivi, lei ha fatto l'esempio del partoriente, ma stanno bene, non hanno problemi. E lei dice questo darebbe dei servizi in più ai cittadini. Significa che non fareste più tamponi e ci sarebbe più posto per gli altri? Andrebbe ritarata va ritarato il piano di sanità pubblica rispetto alle scelte su chi tamponare, chi monitorare, chi contattare. Allora, davanti a una platea di 10.000 persone positive, di quelle di oggi, 224.000, so che non riesco a chiamare 224.000 persone, ma se so che i positivi che i sintomatici sono 1.000 o 2.000, a me sembra più logico che mi concentri su chi è a casa con sintomi piuttosto che con gli asintomatici che stanno lì a aspettare che passino in 7 giorni. Tamponi. Sì. In tutte le ULSS si sono verificate code interminabili, perché anche oltre ai grandissimi numeri che sono innegabili, anche perché c'era un'organizzazione tale per cui andava chi aveva prenotato e chi andava chi voleva ad accesso libero. Alla fine la coda si mescolava ed era un unico serpentone. È vero che sono state le ULSS a chiedervi di autorizzare la prenotazione obbligatoria, o è stata la Regione a dire cambiate il sistema? No. Quindi ognuno fa quello che vuole? No, nel senso che l'organizzazione a questi livelli dei tamponi, cioè le ULSS se la vedono. Alcune ULSS, io mi ricordo che in riunione dicevano che preferivano le prenotazioni perché molti cittadini giustamente e correttamente dicono ce l'ho alle 15, mi presento puntuale e so che non perdo 8.000 ore. Altri sostengono che comunque anche l'accesso diretto è sostenibile. Adesso la platea cerchiamo di allargarla ancora di più. Comunque guardate, i tamponi o li facciamo noi o chi li fa per noi viene pagato. Con l'ultima delibera? Sì, vai. Con l'ultima delibera, quella che abbiamo portato martedì, abbiamo anche calmierato il prezzo per i privati accreditati, e quindi tutti i privati accreditati hanno un prezzo di 20 euro per il tampone antigenico di terza generazione e
40 euro per i molecolari. Qualora le USL ritengono di fare delle convenzioni con quei privati accreditati, le USL mandano le persone che devono fare il tampone e poi le USL rimborsano a questi privati accreditati con questi prezzi le prestazioni. Quindi, Assessore, mi scusi, se io sono positiva e devo andare a fare il tampone, posso andare sia al Covid Point o nelle strutture private accreditate, se convenzionate con l'USL? Certo, e non sarà pago... l'USL a smistare questo flusso, la singola USL. Perfetto, e ovviamente il privato sarà pagato, ma io non pagherò niente. Dall'azienda sanitaria. Questo dipende quindi da USL a USL? Certo, in base agli accordi che faranno con i privati che ci sono in quella USL. Quindi 20 euro l'antigenico di terza generazione però e 40 il molecolare. Attualmente, se l'ULSS non ha fatto queste convenzioni, una struttura privata è comunque autorizzata a fare il tampone di fine isolamento? No. No, quindi attualmente se non c'è la convenzione sono obbligata ad andare al Covid Point? Sì. O alla farmacia a pagamento. Farmacia e quarantena, non fine isolamento, perché fine quarantena. Ricordiamo perché non fine isolamento in farmacia, perché nelle notti ministeriali è scritto che il fine isolamento può essere fatto col molecolare o con un tampone rapido di terza generazione. Le farmacie principalmente hanno quelli di prima generazione. Abbiamo chiesto e siamo in attesa, abbiamo detto che in 24 ore ci rispondevano ancora ieri, di introdurre anche quello di prima generazione e quindi in quel caso potrebbero andare anche in farmacia. Ultima domanda a chi di voi due ha i dati. Ci arriva una lettera di una signora da Tezze sul Brenta, quindi area vicentina, che dal 31/12 non solo lei ma anche altri pazienti sono senza medico. Le chiedo di base. Vi chiedo qual è la situazione in Veneto di medici di base tra sospesi o pensionati e che di fatto quindi i cittadini se hanno bisogno di un certificato, di una ricetta, anche solo della prescrizione del tampone, non sanno da chi rivolgersi. Noi abbiamo 571 zone carenti, ossia 571 zone dove manca il medico di base che può avere 1500, 1000, 1300 assistiti in base a quanti assistiti aveva quel medico. Quindi oggi mancano questo numero, 571. Sui pensionamenti non ho l'ultimo dato, però comunque stanno andando, quindi si aggiungono quelli che vanno in pensione. È chiaro che le USL hanno o già distribuito, ove possibile, in altri medici, vi ricordate la delibera fino ai 1800 assistiti, oppure se manca completamente c'è la continuità assistenziale che comunque funge anche per fare le prestazioni, le ricette e quant'altro, se proprio non c'è nessun medico lì nelle zone che sta assorbendo quegli assistiti. Grazie. Perfetto, proseguiamo con Silvia Moscati, poi Cristina Giacomuzzo. Ma perché quei cavi sono sempre così corti? Se usate una forbice tagliate le fascette, sì, tagliate le fascette, si allungano i cavi. Tagliamo le fascette. Buongiorno. Prego, Presidente. buongiorno. Volevo una precisazione. Prima lei ha parlato della variante Omicron che viene rilevata su un 50% dei positivi, mi pare avesse detto. Vengono fatti il test per trovare la variante. Di questi 65,9 sarebbero Omicron, cioè sono già la maggioranza, giusto? Sì. Ecco, perfetto, volevo solo questa precisazione. Allora, in ospedale, se è vero questo, vanno a finire anche quelli con Omicron, è corretto? Giusto? Sì, li curiamo. Cioè, se sono ammalati clinicamente da ospedale vanno in ospedale. Ok, e questo era semplicemente per puntualizzare che molti è passata, diciamo, l'idea che Omicron sia un raffreddore, invece si va, ecco, era una precisazione che si va a finire in ospedale. Noi abbiamo anche pazienti che muoiono in ospedale con l'Omicron, non con raffreddore. Ecco, va sottolineato perché che sono morti. Passa un'idea un po' particolare ultimamente. Ecco, grazie. No, grazie a lei. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno Presidente, le chiederei una precisazione sulla conseguenza della ridefinizione del caso di positivo. Come impatta negli ospedali questa e quindi come si comporteranno i Covid per caso? Perché anche Taconelli aveva detto che effettivamente
uno entra per il femore rotto, è positivo, viene messo nel reparto e si allungano i tempi. Sarà la comunità scientifica che darà interpretazione con il nuovo piano di sanità pubblica, se mai questo Paese decidesse di intraprendere questa strada. Ma io, attenzione, visto che dovete fare i pezzi, io non sto banalizzando il problema, vi sto semplicemente dicendo che dobbiamo guardare in faccia la realtà. C'è una montagna di positivi, perché a questo punto non parliamo più di lockdown, ma li mettiamo lo stesso chiusi in casa perché li isoliamo tutti. Mi sembra un po' un cane che si mangia la coda. Ci sarebbe subito un effetto, Cristina, che è quello dei passaggi di zona, perché se tu scremi tutti questi pazienti che non c'entrano nulla col paziente Covid, ma che sono semplicemente positivi asintomatici, probabilmente, non dico che sono tutti casi come Verona 50 su 131, perché è l'azienda ospedaliera, perché comunque ha una casistica particolare, ma vedo che un po' tutti i colleghi del dottore Bravi di Verona, quindi gli altri direttori, tutti hanno una quota anche se minima, di pazienti che insomma sono lì in sala parto positivi, ma sono lì per partorire, non per farsi curare da Covid. L'altra cosa che volevo chiedere riguardava l'obbligatorietà degli over 50. Da quando è scattata? Come siamo? Se ci sono numeri, se ci sono... Sì, guarda, te lo dico subito, guarda, c'è un dato che parla per tutti. L'obbligatorietà degli over 50 ha recuperato un bel po' di numeri, perché i 50-59 oggi sono all'88,3%. Quindi eravamo... qualche punto è stato recuperato, quindi si stanno vaccinando. Sono i 50 anni fa. 50 e 59 anni, i 60-69 sono arrivati al 91,9. Ma pensavo aveste un dato generico complessivo dagli over 50 prima dose. Bisogna estrapolarlo, cioè non... Grazie. Tutto possiamo avere, ma ci vuole tempo. Posto? Grazie. Antonella, tu... vi lascio l'assessore, scuole, e poi c'è il tema del... e anche io direi dare un aggiornamento anche sui vaccini, sugli arrivi. Grazie, buon lavoro, grazie. Prego assessore. Giallo, quindi chiaro, no? Prego assessore Lanzarin, grazie. Allora, noi abbiamo cercato con le USL di ricostruire un po' la situazione delle scuole. Non abbiamo ancora il bollettino, quello lì che vi abbiamo consegnato sempre, no? Quando ogni 15 giorni, quello lì, ma penso che sarà disponibile verso inizio settimana prossima. Però abbiamo fatto un giro con tutte le aziende sanitarie per capire un attimo situazione. E questa è la fotografia. Allora, su 1039 classi in totale in tutta la regione Veneto, quindi suddivise in tutte le USL, oggi in quarantena abbiamo 254 classi per un totale circa di 20.700 alunni. Quindi questa è la fotografia a stamattina. Dall'infanzia alle superiori? Sì. Quindi la fotografia è questa. Invece, per quanto riguarda gli anziani, perché noi stiamo registrando alcuni focolai all'interno delle case di riposo, no? Anche stamattina alcune USL hanno detto iniziano a esserci delle rinfezioni dei focolai dentro le case di riposo. Abbiamo quindi, non abbiamo mai smesso, ma chiaramente non era attenzionato il report che solitamente facciamo per quanto riguarda le case di riposo. Voi sapete che sono 330, circa 30.000 sono gli ospiti che ci sono all'interno delle case di queste 330 case. Oggi noi abbiamo 509 positivi tra questi 30.000 ospiti. Però il dato significativo è solo che di questi 509 solo 20 sono ricoverati. Gli altri rimangono e fanno quindi tutta la degenza per quanto riguarda la malattia, il decorso della malattia nella struttura, perché comunque sono pauci sintomatici oppure con sintomi molto lievi. Questa testimonianza dell'efficacia della vaccinazione, insomma non c'è dubbio su questo. Vi do anche il dato, quindi per quanto riguarda la vaccinazione, noi siamo per quanto riguarda il booster, quindi le terze dosi dentro le case di riposo, siamo all'89%.
perché chiaramente voi sapete che poi alcuni man mano che esaurivano il tempo tra la prima e la seconda vaccinazione, perché voi sapete ci sono state tante persone che sono state infettate, quindi probabilmente il ciclo vaccinale è andato un po' più lungo, però oggi siamo all'89%, quindi insomma un numero molto molto importante e molto elevato. Gli operatori invece, noi abbiamo circa 28.000 operatori, ci sono 481 operatori sanitari e altri 117 operatori non sanitari, sempre che appartengono quindi al mondo delle case di riposo, che sono positivi. Questo crea, voi capite, un po' di problemi, perché già in un momento di carenza del personale sicuramente numeri importanti così di operatori sanitari in quarantena non ci aiuta. Vi recupero il dato per quanto riguarda gli arrivi, così avete anche gli arrivi complessivi. Allora, noi abbiamo arrivi di Pfizer che abbiamo previsti fino al 7 di febbraio per un totale di 664.000 dosi. Moderna, sempre fino agli inizi di febbraio, 274.700 dosi, e sapete che Moderna poi sono doppie perché per fare la dose booster se ne usa metà, quindi questi insomma se non sono prime o seconde dosi, se vengono utilizzate per la terza dose sono metà, e abbiamo altre 252.000 arrivi per quanto riguarda Pfizer pediatrico per i bambini. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che da inizio gennaio, dal 10 di gennaio in cui c'è stata il primo arrivo fino al 2 febbraio, quindi inizi insomma di febbraio, avremo in totale circa 1.190.000 dosi di vaccini che ci arrivano. Quindi il problema per quanto riguarda la vaccinazione o il magazzino, il cosiddetto magazzino, oggi non c'è. A posto? Prego. Ecco, prego Berlinghieri, poi Giacomuzzo. Forse non ho capito male io una cosa. Ha detto 1039 classi dall'infanzia alle scuole? Allora, devo dire la verità, ho il dato complessivo, proverò a chiedere se c'è anche l'infanzia al 06, perché può essere che non siano conteggiate il 06, quindi gli asili nidi non penso che siano conteggiati, la scuola materna sì, però lo devo verificare, eventualmente lo verifichiamo e ve lo dico nel pomeriggio, ve lo faccio sapere nel pomeriggio se sono tutte comprese anche le scuole dell'infanzia. Più che altro a me risulta che siano 30.000 le classi in Veneto, quindi da 1.000 a 30.000. Questo è il dato che ci hanno dato i direttori generali. Facciamo così, lo verifichiamo bene e poi ve lo mandiamo, così insomma facciamo prima, perché è un dato ricostruito USL per USL, proprio non essendo stati in grado di avere un bollettino come quello che vi consegnavamo, è un dato ricostruito dalla prevenzione USL per USL con telefonata, quindi può essere che ci sia qualcosa, però allora lo controlliamo bene e poi eventualmente ve lo inviamo. Con anche la specifica se sono tutte le classi, se c'è quindi il segmento 06, se si parte solo dalla primaria o quant'altro. Giacomuzzo. Studenti delle medie superiori che fanno autosorveglianza, adesso possono rivolgersi alle farmacie per fare il tampone o vanno sempre in... Il provvedimento nazionale prevede l'autosorveglianza anche per la primaria, perché voi sapete che l'autosorveglianza c'è anche per i bambini della primaria, quando c'è un singolo caso. C'è l'autosorveglianza con il tampone al T0 e al T5 per capirci, e possono farlo in farmacia. Noi oggi proprio penso che riusciamo a chiuderlo tra oggi e domani. La direzione prevenzione con l'ufficio scolastico stanno predisponendo il nuovo aggiornato, insomma revisionato, chiamiamolo come vogliamo, protocollo alla luce delle ultime indicazioni, con cui viene anche inserito il discorso delle farmacie. Quindi io credo che dal lunedì verosimilmente insomma potrà essere attivo e specificato nei dettagli. Ricordiamoci che per le scuole dovremmo avere ancora, insomma io avevo avuto notizia di questo, le 9 squadre anche dell'esercito, quelle che c'erano prima di Natale. Se non ci sono altre domande per l'assessore e l'assessore ha finito, possiamo concludere qua. Grazie e buona giornata a tutti.
Rientriamo quindi in studio, questa è la conferenza stampa odierna del governatore del Veneto Luca Zaia con l'assessore regionale Emanuela Lanzarin. Il primo punto stampa della settimana, quindi sono stati tanti inevitabilmente i temi trattati, su tutti la richiesta riconfermata dal governatore di non considerare casi positivi asintomatici. Ovviamente questo comporterebbe un cambiamento radicale anche del piano di sanità pubblica, una decisione che, dice Zaia, è in linea con quanto sostenuto anche dalle CDC, quindi dall'organismo europeo deputato a questo genere di valutazioni di tipo scientifico. È chiaro che ancora una volta il focus principale è quello sulla scuola. Avete sentito i dati che sono stati appena diramati dall'assessore Lanzarin: sono oltre 1000 le classi sotto provvedimento, oltre 200 in quarantena, questo al quarto giorno di fatto dal rientro post festività, con un tracciamento che continua a essere ingolfato di fatto in tilt. Avete sentito, si studiano anche delle azioni coordinate con le farmacie, e questo in linea con gli ultimi provvedimenti del governo. Resta il fatto però che di fronte a un contagio che comunque è dilagante e non ha raggiunto ancora il suo picco, le ospedalizzazioni sono tutto sommato sotto controllo. Il Veneto resta in giallo, anche se il rischio arancione in qualche modo è dietro l'angolo, soprattutto se guardiamo ai livelli delle terapie intensive. Comunque una partita in continua evoluzione, una fotografia decisamente in chiaroscuro. Quindi tanti i temi, ma ci sono poi i temi anche della politica. Oggi è una giornata importante anche per quanto riguarda le prese di posizione in materia di Quirinale, ma ne parleremo, li vedo già collegati con i nostri ospiti subito dopo la pubblicità, ma intanto li saluto. Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, segretario regionale del Partito Socialista Italiano; Giacomo Possamai, consigliere regionale del PD, che in questi giorni sta facendo molto parlare perché insomma è uno dei grandi elettori del Presidente della Repubblica. È stato nominato martedì, il tempo di essere nominato Possamai, e poi lei ha scoperto la positività al Covid. Le chiedo solo come sta. Sto bene, grazie, solo un lieve raffreddore, ho la terza dose, ma quindi sono tranquillo. Quindi diciamo ci sono solide speranze per essere a Roma il 24? Sì, insomma dovrebbe essere veramente un Covid strano, perché la positività è stata martedì, tra l'altro ero sostanzialmente asintomatico, quindi magari potevo anche avercelo da qualche giorno per quello che ne posso sapere. Ed essendo molto leggero, avendo la terza dose, spero e credo che all'inizio della settimana prossima sarò negativo. Mancano ancora 12 giorni. Quindi Possamai non è un tentativo di boicottaggio? No, non credo, ecco. Perfetto, allora facciamo così, fra poco ci raggiungerà anche Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso. Adesso il meteo, qualche istante di pubblicità e poi il dibattito politico. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. L'alta pressione consolida la sua presenza sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio le previsioni sono decisamente buone. Vediamo il dettaglio di giovedì 13 gennaio. Sul Veneto permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno, possibile qualche nebbia nelle prime ore sulla pianura meridionale, precipitazioni assenti. Venti in pianura fino al mattino, bora moderata a tratti tesa sulla costa. Nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione e rotazione dei venti da ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero dappertutto, massime tra 4 e 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso non cambia lo scenario, ampio soleggiamento ovunque e cielo limpido. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-9 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento. Sarà una giornata con cielo anche qui perso e limpido. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta per aprire il dibattito politico in una giornata molto intensa sul fronte politico e non solo. Vi abbiamo trasmesso poco fa la conferenza stampa odierna del governatore Zaia. Anche qui ci sono delle novità e delle proposte precise, come quella appunto di non considerare casi i soggetti positivi asintomatici, una proposta che il Presidente fa da qualche giorno ma che oggi di fatto ha formalizzato e chiarito nei dettagli. Vi ho già presentato i nostri ospiti: Giacomo Possamai del Partito Democratico, Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto e segretario regionale del Partito Socialista Italiano, e Riccardo Barbisan, buongiorno Barbisan, che è capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso. Parliamo di politica e non possiamo non partire dal ricordo di David Sassoli. In queste ore la Camera Ardente, allestita a Roma al Campidoglio, tante le autorità, le istituzioni che si stanno alternando nel rendergli omaggio: il Presidente della Camera Fico, la Presidente Casellati e ancora i principali leader di partito, Matteo Renzi, Enrico Letta e anche Giorgia Meloni, che ha speso sentite parole di commozione nei confronti di Sassoli. Lei, Possamai, da esponente autorevole del Partito Democratico, lo conosceva? Che ricordo ne ha? Sì, ho avuto occasione di incontrarlo diverse volte in tante occasioni. Ma era un grande difensore dell'Europa e soprattutto era una figura che faceva politica perché ci credeva, glielo si leggeva negli occhi. Non è un modo di dire, le foto stesse che stanno circolando in questi giorni di David Sassoli proprio mostrano negli occhi una persona che nella politica ci credeva veramente. Era uno molto vicino agli ultimi, era un figlio di La Pira culturalmente, veniva dal mondo del cattolicesimo democratico, storico. Fu la scelta di aprire per esempio il Parlamento europeo ai senza tetto al momento del lockdown a Bruxelles, cioè una figura veramente attenta agli ultimi e con una fortissima idealità nei confronti dell'Europa. Insomma, davvero una bella figura della politica di questi anni, ed è incredibilmente triste che ci abbia lasciato così giovane. E sullo sfondo c'è la politica, quella che dovrebbe avere la P maiuscola, quella che deve decidere le sorti del Quirinale da qui alle prossime 2 settimane. Di fatto il 24 di gennaio i grandi elettori sono stati convocati. Possamai, accanto al governatore Zaia, il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, sarà a Roma, Covid permettendo, e ovviamente noi glielo auguriamo, a eleggere il nuovo inquilino del Quirinale. Ovviamente il Toto Nomi è impazzito, letteralmente impazzito, e poi ci sono tutte le prese di posizione dei partiti. Io comincerei da questa, e da qui partiamo, quella del leader della Lega, Matteo Salvini, che poi andremo anche ad aggiornare. Cominciamo dalle parole di Matteo Salvini guardando al Quirinale. Salvini. L'obiettivo della Lega è proprio questo. Siccome leggevo ricostruzioni fantasiose sulla exit strategy della Lega di Salvini, noi non abbiamo nessuna exit strategy, anzi il nostro obiettivo è esattamente l'opposto: rafforzare un governo in un anno difficile per il Paese. Abbiamo detto di sì a Mattarella per sconfiggere
l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica e sociale non è finita né l'una né l'altra, anzi il 2022 si preannuncia impegnativo, dobbiamo dire agli italiani la verità, sarà un anno difficile e quindi la politica con la P maiuscola ci deve mettere la testa e la faccia. La Lega c'è, contiamo che nessuno si tiri indietro, a prescindere da chi sarà il Presidente del Consiglio, a prescindere di chi sarà. Ripeto, la scelta secondo me più lineare è che continui a chiamarsi Mario Draghi, Presidente del Consiglio, perché ha ben lavorato e contiamo che possa continuare a ben lavorare. Però noi, la nostra proposta vale a prescindere da come si chiami il Presidente del Consiglio. Sarà un anno difficile in cui gli italiani meritano che la politica si metta a disposizione ai massimi livelli. Così ieri Salvini nel pomeriggio, poi oggi è ritornato sul tema e dice: centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario, nessun partito si sottraggano al confronto e alla responsabilità. Tra l'altro domani a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, ci sarà un vertice proprio del centrodestra. Barbisano. Quindi la Lega è compatta, si vota Berlusconi. Beh, non ci vedo neanche nulla di sbagliato nella scelta di sostenere Silvio Berlusconi in questa corsa, rispetto alla quale, ecco, noi rimaniamo sempre in attesa di sapere se Berlusconi sarà candidato proprio dalla sua voce o insomma da qualcuno di vicino a lui, anche se sembra che le cose siano così, però credo che ci voglia anche un momento in cui si sciolga la riserva definitivamente, sia per Berlusconi come lo si è atteso anche per Mario Draghi, ma finora non è arrivata. Credo che la candidatura di Berlusconi sia seria, sia quella di un europeista, è un uomo che ha inventato il bipolarismo in Italia, è un uomo che ha fatto il Presidente del Consiglio, è un uomo che sostiene questo governo, rispetto al quale, anzi anche grazie al quale è nato questo governo, quindi non vorrei capire perché Berlusconi può andare bene per il governo, non può andare bene per il Quirinale, ecco, perché sento che ci sono delle persone, qualcuno che oppone, no, delle questioni di questo genere che sinceramente non mi convincono. Spero che Berlusconi abbia i numeri, noi sappiamo che il centrodestra è maggioritario in Parlamento, soprattutto anche con la scelta dei delegati regionali che peseranno, però questo non ci garantisce l'elezione di Silvio Berlusconi. Bisogna che diciamo il ragazzo si impegni un po' in campagna elettorale, ma devo dire che se quello che è stato per tanti anni il leader della coalizione del centrodestra, che ha tanto rappresentato ormai diciamo negli ultimi 30 anni di questo paese, pone questa sua candidatura, io non capisco, non vedo perché non votarlo. Io se fossi un parlamentare della Lega o un grande elettore io lo voterei, ecco, devo dire. Ecco, ma possa mai, lei che è un grande elettore e che sarà un grande elettore, se poi il centrodestra convergesse su Silvio Berlusconi, il PD lo vede proprio come fumo negli occhi? Sì, e al di là di quello che dice il capogruppo Barbisan, che saluto, mi sembra che anche il centrodestra sia molto meno convinto su Berlusconi di quanto il collega non abbia raccontato, insomma, in quest'ultimo intervento, nel senso che Berlusconi è in campo ormai da mesi ed è evidente che Meloni e Salvini stanno traccheggiando perché loro stessi non sono convinti, cioè, d'altronde non si capisce per quale motivo Meloni e Salvini, che si stanno giocando la leadership del centrodestra, dovrebbero resuscitare Berlusconi mettendolo a fare Presidente della Repubblica in un momento in cui Forza Italia è di fatto la gamba più piccola della coalizione. E a parte questo, che ovviamente riguarda il centrodestra, per quanto riguarda tutti, il Presidente della Repubblica non può essere una figura che è stata per 25 anni il simbolo di una coalizione, il candidato, il presidente di una coalizione e quindi il leader
non di una parte politica, ma proprio di un'intera coalizione. Qualcuno ogni tanto cita Napolitano o cita Cossiga, cioè figure che avevano avuto ruoli preminenti anche dentro partiti importanti, Cossiga della DC e Napolitano del PC, ma sempre da posizioni minoritarie all'interno del partito, primo, e secondo comunque in una situazione politica in cui c'era una frammentazione fra i partiti completamente diversi. Berlusconi non era solo il segretario o il presidente di Forza Italia, era il capo di una coalizione che metteva insieme un blocco intero contro un altro blocco. Come fa oggi a far rappresentare Repubblica, che deve incarnare in una qualche misura una figura che tiene tutti insieme? Non è pensabile, ma credo che il stesso centrodestra sia consapevole di questo. Mortandello, lei è segretario regionale di una forza politica come il PSI e sappiamo quanto queste forze politiche che magari in Parlamento non sono fortemente rappresentate numericamente siano però essenziali al momento del voto e dell'indicazione del Presidente della Repubblica. Lei come la vede in generale e soprattutto come la vede questa candidatura per il momento non ancora ufficiale di Silvio Berlusconi? Beh, intanto buongiorno dottor Arboit, mi unisco anch'io al ricordo di David Sassoli che oltre ad essere un grande europeista era una persona che abbinava molto bene il migliore messaggio cristiano-cattolico a quello che poi abbiamo noi anche come socialisti come idealità, tanto che lo rappresentava molto bene anche nel gruppo europeo dei socialisti e dei democratici. Mi permetto di fare questa introduzione. Va benissimo. Per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica, abbiamo visto nella storia come anche un voto può fare la differenza. Ora, il Partito Socialista Italiano conta su un senatore, che è il senatore Nencini e che saluto, però è altrettanto vero che troviamo parecchi parlamentari che si definiscono socialisti, chi nel Partito Democratico, chi in Forza Italia, a testimonianza che una forza riformista in Italia serve come l'ossigeno, non è stata interpretata dagli attuali schieramenti in campo che contano percentuali a doppia cifra. Detto ciò, la questione è molto delicata perché il periodo storico ricorda un po' quel periodo storico che l'Italia ha vissuto poco prima dell'elezione al Quirinale di Sandro Pertini. Perché dico questo? Perché dopo una figura di stampo cattolico, di cultura cattolica, solitamente in Italia si è passati a una figura laica. Ora, se l'elaborazione dei partiti porta a una sintesi, soprattutto nel centrodestra, che si chiama Silvio Berlusconi, diciamo che da italiano, da elettore, mi aspetterei qualcosina in più come espressione di unità nazionale, come Presidente della Repubblica. Detto ciò, io condivido un po' l'analisi che ha fatto Possamai, che saluto e a cui auguro una pronta guarigione. Per la riabilitazione le nostre terme sono sempre pronte. Quando dice che in realtà i primi a non volere Berlusconi sono proprio quelli di centrodestra. Perché dico questo? Perché il centrodestra ha tentato, non riuscendoci, di creare una sorta di grande alleanza tra la destra più estrema, rappresentata da Fratelli d'Italia e dalla Lega, con scarsi risultati. Ora, sdoganare un profilo di centrodestra conservatore e moderato, come è stata l'interpretazione di Forza Italia, secondo me è un po' una forzatura che sicuramente non accontenta in primis loro. In più, Berlusconi non è sicuramente uomo di coesione nazionale, ma piuttosto un uomo che ha diviso. Quindi nulla da togliere rispetto anche a molte cose che di positive possa aver fatto Berlusconi con chi l'ha sostenuto. Però sicuramente non credo che la figura di Berlusconi possa essere appetibile da un punto di vista anche di approccio che l'Italia può avere nel mondo, sia per l'età anagrafica e sia perché insomma un pregiudicato nel ruolo di Presidente della Repubblica sarebbe una sfida diretta alle magistrature.
Ecco, però mi pare che la sua non sia una chiusura netta, perché comunque c'è da dire Forza Italia aveva una componente solida anche socialista, perlomeno la Forza Italia quella delle origini, immaginate inizialmente dallo stesso Silvio Berlusconi. Ma guardando alla galassia interna al centrodestra, ex berlusconiani o comunque tutti quei partiti che facevano riferimento al Berlusconi, diciamo così, degli inizi o comunque degli anni d'oro, c'è anche Toti, l'attuale governatore della Liguria, che sapete in questo periodo di fatto è alleato con Luigi Brugnaro, fondatore di Coraggio Italia. Toti dice delle cose molto interessanti, sentiamolo. Non per sminuire, ma non credo sia una grande notizia. L'ha convinta a votare Berlusconi o sta Ma non c'è bisogno di convincere nessuno, se ci saranno le condizioni noi con Berlusconi ci saremo. Se ci saranno le condizioni noi con Berlusconi ci saremo, quindi diciamo tutta quella compagine che sta tra Forza Italia e Italia Viva non ha preclusioni nei confronti di Berlusconi, quindi c'è da capire Barbisan chi è che alla fine rimarrà con il cerino in mano all'interno del centrodestra, se qualcuno rimarrà con il cerino in mano. Beh, guarda, è una domanda molto difficile questa. Io credo che ci siano due piani del dibattito. Una che è quella di prendere atto della candidatura di Silvio Berlusconi quando è proprio davvero si paleserà, e quindi in modo da poter dare l'opportunità a Silvio Berlusconi di trovare i numeri in Parlamento. E su questo credo che ci voglia un atteggiamento di lealtà da parte dei partiti storicamente alleati. È ovvio che, come dice Toti, noi non dobbiamo essere convinti a votare Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è stato il leader della coalizione di centrodestra per 20-25 anni e non avremo le difficoltà che ebbe il Partito Democratico a votare Prodi, che candidò altrettanto alla presidenza della Repubblica un uomo che fece il presidente del Consiglio dei Ministri, che fu a capo di un blocco che si contrapponeva a un altro. Però non è che nessuno di noi saltò sulla sedia quando fu proposto Romano Prodi, che poi non ce la fece dicendo che non poteva candidarsi perché aveva fatto il Presidente del Consiglio. Queste sono tutte cose, cioè ilarità che va bene, vanno bene perché sì, va bene tutto in politica, però come l'altra volta nessuno si scandalizzò della candidatura di Romano Prodi, che rappresentava essere il blocco anteposto a quello nel quale io faccio politica e che divisa il paese esattamente come Berlusconi, perché quando lo governi c'è chi ti vota e c'è chi non ti vota. Io non ho mai votato Romano Prodi, ma se Romano Prodi avesse fatto il Presidente della Repubblica non ci avrei trovato nulla di strano, perché il Presidente della Repubblica non va giudicato per quello che ha fatto prima di diventare Presidente della Repubblica, ma va giudicato per quello che fa da Presidente della Repubblica. Oggi io faccio il consigliere comunale a Treviso, devo essere giudicato per questo, non per come farò o come ho fatto qualcos'altro. Ci sono persone che avevano il curriculum perfetto per fare il Presidente della Repubblica, sono andate a farlo e magari l'hanno fatto male. Persone che invece potevano partire da altri posizionamenti, eppure invece aver fatto benissimo il Presidente della Repubblica. Quindi questo processo alle intenzioni nei confronti di Berlusconi, cosa volete che vi dica? A me fa sorridere, perché non vi trovo nessuna questione di merito rilevante. Ecco. E l'altra questione, lei mi diceva chi resterà col cerino in mano. Io credo che il centrodestra debba unitariamente e convintamente e compattamente dare questo sostegno a Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi non è che non sa contare fino a 505, sa che siamo circa 450 in Parlamento, a lui l'onere e l'onore di trovare i 50-60 voti che mancano. Dovesse non esserci questa possibilità e quindi ritirarsi prima o purtroppo rimanere impallinato, cosa che non gli auguro perché alla sua età non se lo merita,
Altrettanta lealtà ci vorrà nel cercare un altro candidato espressione del centrodestra che possa raccogliere un favore più largo all'interno del Parlamento. Questo credo e spero che sarà il gioco, e che il centrodestra non abbia sempre quella, diciamo, sudditanza psicologica nei confronti del PD, per cui a fare il Presidente della Repubblica sono bravi solo loro. Ecco, abbiamo molte persone capaci all'interno del nostro schieramento. Possamai, Berlusconi rischia di fare la fine di Prodi, impallinato e quindi vittima del fuoco amico? Sì, credo anche con qualche voto in meno rispetto a Prodi, nel senso che Prodi aveva i numeri, Berlusconi invece sì, no. Esatto. Stavo dicendo, sempre che Berlusconi decida di andare avanti fino alla fine, cosa di cui dubito, ma se Berlusconi dovesse decidere di andare fino in fondo, temo che i numeri assolutamente non ci siano, e che se dovesse correre una buona parte del centrodestra, cioè dei voti che lui si aspetta, non arriverebbero. Comunque vediamo. Io non sono neanche convinto che Berlusconi arriverà a proporre realmente il suo nome. Nemmeno alla quarta votazione, diciamo. La fatidica quarta votazione. Non credo. Allora, aggiungerei un tassello alle dichiarazioni che abbiamo già sentito. Una voce autorevole in passato era stata indicata come possibile prima donna al Quirinale, e sto parlando di Emma Bonino, che traccia questo identikit. Sentiamo Emma Bonino. Dico semplicemente che ci vuole una persona competente, con un alto senso delle istituzioni, europeista convinta, a mio modesto avviso, perché i destini dell'Italia e i destini dell'Europa sono strettamente connessi, e se poi è anche donna molto meglio, così rompiamo anche uno dei tabù, ma appunto no, questa è la mia posizione. Ecco, queste sono le parole di Bonino. I più maligni hanno letto anche un'autocandidatura, ma insomma sappiamo che non è così, ma insomma competente, europea, donna, e quindi faccio un passo ulteriore, no? In questi giorni anche sulla stampa si parla molto della padovana Casellati. Mortandello, è padovana come lei, è un nome quello della Casellati, spendibile? Bah, sicuramente per il centrodestra la Presidente del Senato può essere un nome spendibile, però ecco, io in una logica proprio propositiva eviterei di farne una questione di genere, perché è vero che non c'è mai stato un Presidente della Repubblica donna e sarebbe veramente un approccio rivoluzionario, però come dice bene Emma Bonino, va individuata una figura che abbia delle competenze, che abbia comunque una visione che ci permetta di contare in Europa, un po' la visione e la presenza che ha Draghi in un governo dove adesso contiamo qualcosa mentre prima contavamo poco o niente, e che soprattutto riesca a gestire le difficoltà che la classe politica presenta in Parlamento. Ricordiamoci che ci sarà la riforma elettorale, che ci sarà il dimezzamento dei parlamentari, quindi ci saranno delle questioni da affrontare dove serve un Presidente della Repubblica veramente capace, che conosca anche la macchina, con esperienza, per cui l'età anagrafica, che ovviamente deve rispettare la Costituzione, e il genere, secondo me sono aspetti relativi. Di conseguenza la Casellati, secondo me, potrebbe essere un nome sul quale il centrodestra troverà una convergenza, nell'ipotesi salti, come presumo succederà, il nome di Silvio Berlusconi, ma non sono convinto che sarà la soluzione per trovare quella liaison tra un centrodestra e un centrosinistra, che devono trovare una figura che possa essere appetibile, perché come diceva bene Barbisan, presentare come candidati dei leader che per anni si sono fatti la guerra, in questo frangente Berlusconi, un po' l'autocandidatura di Berlusconi, che a differenza di Prodi si è autocandidato, rappresentano delle figure troppo divisive in termini di retaggi culturali. Quindi il lavoro da fare è sicuramente impegnativo, ma sono convinto che tra le segreterie dei partiti troveranno una figura di garante. Io ho più o meno mezza idea, però non vorrei dire una sciocchezza. Ma ce la dica. Ma allora,
andando un po' a rivedere quello che è successo anche nel passaggio tra la prima e la seconda Repubblica, una figura che potrebbe in un qualche modo tenere a bada il centro-sinistra così come il centrodestra moderato è quella di Giuliano Amato. Giuliano Amato, ecco, altra carta. Possamai, lei che è giovanissimo, un Amato presidente della Repubblica, è troppo âgé, troppo appunto prima Repubblica? Sicuramente una figura autorevole. Io sono dell'idea che serva un Presidente della Repubblica che tenga insieme il più possibile tutti, che vuol dire anche Fratelli d'Italia. Cioè io sono per l'idea che l'obiettivo di partenza deve essere un Presidente della Repubblica che tenga insieme anche le forze politiche che oggi non stanno al governo. Quindi capiamo qual è la figura. Quindi lei lancia un ponte a Fratelli d'Italia, di fatto, cosa che Enrico Letta ha già fatto con la Meloni. Sì, cioè più che il nome, che poi ovviamente è fondamentale perché la persona andrà a fare Presidente della Repubblica, ma io partirei da come lo proviamo ad eleggere. Io proverei a partire ad eleggerlo tenendo insieme tutti. Quindi, ok, e quindi Amato potrebbe essere un nome sostanzialmente. Ma alla fine, Possamai, lei guardando a quello che succederà fra 2 settimane quando sarà a Roma, chi è che estrarrà il coniglio dal cilindro? Si è fatto un'idea? Da dove proverrà? Saperlo. No, non credo ci saranno grandi conigli dai cilindri, perché stavolta rispetto a tante altre c'è una situazione parlamentare molto molto più frastagliata, perché da un lato ci sono molti meno, diciamo così, soggetti in grado di controllare realmente i gruppi parlamentari. Faccio un esempio su tutti: non è un segreto che gli stessi 5 Stelle col gruppo parlamentare enorme che hanno perso molti pezzi, altri sono più o meno allineati. Nella Lega metà dei gruppi parlamentari stanno con Giorgetti, bisogna vedere se Giorgetti e Salvini giocano la stessa partita. Potremmo fare una serie di esempi. Lo stesso PD, come sapete, è un partito composito, quindi non è semplicissimo da questo punto di vista. E il secondo punto importante è che non c'è uno dei due blocchi con una maggioranza parlamentare, quindi che parte dicendo noi abbiamo il 53% dei grandi elettori, quindi se stiamo tutti uniti lo votiamo, però proviamo ad allargare. No, qui allargare è una necessità, perché nessuno ha la maggioranza dei grandi elettori. E speriamo quindi soprattutto che questo coniglio dal cilindro non sia troppo coniglio, ecco, questo possiamo... Sì, allora, che facciamo così, meglio. abbiamo proprio 2 minuti di pubblicità, poi parliamo di obbligo vaccinale e fabbriche in difficoltà a causa quarantena, fra poco. Di nuovo in diretta con Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso, Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico e grande elettore individuato per andare a Roma e accanto a Zaia e Ciambetti per portare quindi la voce del Veneto, Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto e segretario regionale del PSI. Abbiamo parlato ovviamente di Quirinale, inevitabilmente sarà il tormentone delle prossime settimane, Omicron e Quirinale, questi 2 temi da cui non si scappa. E a proposito di Omicron, collegato è ovviamente tutto il dibattito attorno all'obbligo vaccinale per gli over 50 che dal 15 di febbraio diventerà di fatto operativamente Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Però come vedete la situazione è in evoluzione, in grande evoluzione, con la Spagna per esempio che sta facendo asse con l'Inghilterra di Boris Johnson e chiede una endemizzazione, chiamiamola così, della gestione dell'emergenza. Quindi Sanchez che di fatto dice trattiamo il Covid come un'influenza, sparigliando anche le carte in tavola per certi versi. Possamai, questa linea invocata da Sanchez, premier spagnolo socialista, è giusta?
È un po' presto da dire, nel senso che è vero che insomma, ne sono testimone personale che per i soggetti con la terza dose, ma devo dire ne conosco tanti in questi giorni che hanno contratto il Covid ma che sono vaccinati con il booster. Di fatto è poco più di un'influenza, anzi nel mio caso meno, ho un po' di raffreddore. È anche vero che stiamo vedendo però che sul fronte terapie intensive la pressione sta crescendo parecchio, anche in Veneto, ma direi in tutto il paese, quindi dobbiamo anche stare attenti, perché io stesso non so se in questo momento quanto e come sarei contagioso se fossi libero di girare. Sono perfettamente sano, ho girato milioni di volte nella mia vita con un po' di raffreddore e quindi non è certo un tema personale, però il punto è il livello di contagio e quindi non lo so. Cioè, diciamo che ci vuole ancora un po' di cautela. Io temo che possa essere un po' prematuro, ecco. Ecco, lo stesso Zaia, tra l'altro, alla domanda di una giornalista, prima ha detto no, di Omicron comunque si continua a morire, non è certo paragonabile a un'influenza, però diciamo che questa linea sta emergendo a livello europeo e c'è questa strana coppia, no? Boris Johnson e Sanchez, che in qualche modo sta portando avanti questa rivendicazione. Giusto o sbagliata, Mortandello? Allora, di Johnson non mi fiderei tanto, visto insomma quello che è successo in Inghilterra. Io credo che il modello italiano possa insegnare agli altri stati europei, perché ci sono certo da gestire alcune esigenze economiche con alcune esigenze sanitarie, però in primis deve esserci la tutela delle fasce più deboli della società. Quindi, se è vero che il virus nelle sue mutazioni in soggetti sani non ha conseguenze eccessive, noi dobbiamo tutelare anche quella fascia, seppur piccola, di coloro che se si prendono il coronavirus rischiano di morire anche oggi. Quindi, dal mio punto di vista serve, per evitare anche poi queste alleanze tra stati europei, serve una regia dell'Unione Europea chiara che dia delle linee per tutelare in primis le fasce più deboli, perché giusto le esigenze economiche, bisogna evitare il tracollo dell'economia, però altrettanto bisogna tutelare chi ancora può morire contraendo il virus. Chiarissimo. Fatemi salutare, prima di passare a Barbizan, Possamai, che deve collegarsi con la conferenza dei capigruppo. Possamai, buon lavoro e in bocca al lupo. Lei comunque continua a lavorare da remoto, insomma, quindi ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Anche perché tutto il mondo, sapendo che sono a casa, chiama e dice: visto che sei a casa, volevo dirti, e quindi è un'occasione per lavorare il doppio. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci Possamai. Barbizan, chiudo con lei su questa specifica, quindi questa linea spagnola, la convince o no? Ma guardi, io ho come la sensazione che il Covid finirà per decreto da un certo punto di vista, cioè smetteremo di contare determinati casi perché ci si rende conto con Omicron che la situazione dal punto di vista sanitario è comunque controllabile e accettabile, e quindi finirà anche la questione del coronavirus. Non so se sarà così semplice, però credo che per quanto sia interconnesso il nostro mondo, abbia ragione il sindaco di Montegrotto, che diceva prima ci vuole una decisione europea da questo punto di vista, però credo, guardi, visto che Omicron viene dal Sudafrica, che non fa parte dell'Unione Europea, credo che proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità o comunque qualche ente è riconosciuto a livello internazionale debba prendere queste decisioni, perché non vorrei vedere stati che ancora continuano a contare, no, la puerpera che arriva in ospedale, che gli fanno il tampone, diventa un paziente Covid, magari in nero o in rosso scuro, e invece nazioni dove qualcuno ha deciso che non bisogna più contare niente a meno che tu non abbia dei sintomi gravi, che diventano assolutamente appetibili dal punto di vista dei viaggi, anche del turismo. Diciamo che questo è il tema, e in realtà è il tema dall'inizio della pandemia, non è mai stato affrontato
serialmente. Ecco, credo che ci voglia estrema chiarezza, perché io posso essere anche d'accordo sul fatto di modificare il modo in cui contiamo i casi, e quindi questa pandemia finisce più per legge che per davvero, ma mettiamoci d'accordo tutti, certo, perché basta con la storia che, ecco, qualcuno fa, cioè, perché se ci ricordiamo poi viene fuori una vecchia polemica di un tempo, no? C'era chi aveva un sacco di casi perché faceva i tamponi, chi non aveva niente perché non faceva, diciamo, i tamponi. Che si ripete il refrain soprattutto nel pieno di questa quarta ondata. Barbisan, grazie davvero, buon lavoro, grazie Sindaco Mortandello. Non siamo riusciti a fare il punto sulla situazione termale, ma la faremo presto. Come sa, noi teniamo sempre monitorata la situazione nel distretto padovano. Grazie davvero a entrambi, buon lavoro. Grazie a voi. Noi siamo alle battute conclusive. Barbisan ricordava per certi versi la proposta di giornata, che in realtà non è solo di giornata, del governatore Zaia, quindi fuori gli asintomatici dal conto dei positivi. Questo comporterebbe una rivisitazione profonda del piano di sanità pubblica, con il contagio che galoppa ma le ospedalizzazioni che restano tutto sommato sotto controllo. Il Veneto è in giallo, la prospettiva è come sempre quella dell'arancione, ma l'avvicinamento fortunatamente è sempre più lento. E poi c'è la cronaca che vi abbiamo raccontato su tutto l'operazione dei carabinieri di Treviso, che hanno sgominato una banda di pericolosissimi criminali che derubavano e truffavano, ma anche minacciavano di morte degli anziani, un'operazione che ha coinvolto la provincia di Treviso e non solo buona parte del nord Italia. Tutti i temi che come sempre metteremo in fila a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera, Tony Esposito, Italo Morao, Alessia Bravin. Ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Ci vediamo alle 18:30, buon proseguimento.